Amici bellini, normalissimo. Sono ragazzi. Allora, mi sentite che da poco sponsorizzato da fluido.net, che poi sono sempre io, perché mi sponsorizzo da solo. Un pochino mi sponsorizzate voi con il vostro supporto, con le vostre donazioni, con i vostri like, con i vostri commenti, con le vostre discussioni, che sono sempre di alto livello. E permettetemi, prima di cominciare a salutarvi tutti, a leggere i vostri commenti, questa è proprio la partita che piace a me, perché è chiaro che ci piace Napoli-Liverpool 4-1, ma quelli sono degli unicum che ci teniamo stretti emozionalmente. Queste partite qua, invece, dove ci sono delle difficoltà e però non ti tolgono punti, queste sono le partite ottime, perché come Bielsa dice, la vittoria non serve a niente, la sconfitta ti aiuta poi a migliorare, eccetera, eccetera. Invece la vittoria così, dove hai avuto delle difficoltà, sono le partite più importanti, perché ti porti i punti a casa che erano obbligatori e poi puoi ragionare, puoi riflettere per non fare degli errori, eccetera, eccetera. Parliamo dei giocatori, parliamo dell'allenatore, parliamo di tutte le cose. E andiamo a salutare prima di tutto il mister Angioletto Giolet, Canzoni di un minuto. Voi tra l'altro dovreste andare sul suo canale e ascoltare tutte le canzoni di un minuto, perché sono di un minuto e non perdete neanche tempo e sono straordinari. Qualcuno mi spiega perché un calciatore è arrivato meno di un mese fa, fuori forma, fuori condizioni, deve partire 2 volte da titolare per essere bocciato dopo 45 minuti. Qualcuno ha una spiegazione logica? Sicuramente qualcuno te la starà dando nella chat, caro Angioletto. Io capisco semplicemente il fatto che Spalletti lo voglia fare entrare in forma, però magari lo fa entrare in forma nel secondo tempo, quando probabilmente hai già risolto un po' la situazione, ma ne parleremo con Michele. Allora io saluto Jacopo, ma saluto Alessandro, saluto Paco Genfi, Angela Torre, Simone Polisano, ma devo andare a recuperare subito Michele D'Ambrosio, che non si fa attendere e ci dice: abbiamo 4 centrali, una Meglienat, forza Napoli. E devo dire proprio di sì, perché poi oggi Juan Jesus ci è piaciuto, specialmente nel primo tempo, qualche sbavatura nel secondo, ma ci è piaciuto, affidabile. E poi è salito in cattedra anche Rachmani, che ha dovuto mettere delle pezze. Kim ci sta piacendo, Ostigardi nel marasma di quella partita non era stato comunque male, quindi si può dire, probabilmente si può dire, questa è una di quelle partite dove si dicono delle cose, ci si chiede se si possono dire e le diciamo tranquillamente. Nicolò Agnone, grandissimi 3 punti, sono molto felice per il gol di Raspadori, spero si blocchi con questo. Sì Nicolò, sì, è chiaro, io come quelli che mi seguono più attentamente, quelli che sono iscritti al canale Telegram che trovate in basso in descrizione, gli abbonati eccetera eccetera, io ho detto speravo nella partenza di Simeone, proprio per non bloccargli l'entusiasmo eccetera eccetera, la partita si poteva sposare bene con le sue caratteristiche. Spalletti l'ha vista diversamente, io ho detto speriamo che ha ragione il mister. Alla fine abbiamo avuto ragione tutti e due, nel senso, ha avuto ragione sicuramente Spalletti, perché Raspadori alla fine te l'ha sbloccata, lo stava pure quasi per sostituire. Ce la fai? Raspadori per fortuna ha detto sì, ce la faccio, ed è arrivato il gol. Io qua posso dirlo, si può dire un po' di mazzo, finalmente si può dire anche questo, non che il Napoli non avesse meritato, sicuramente ha meritato, però un po' di mazzo, perché succedono una serie di cose. Un Lozano che si stava mangiando l'impossibile mette il cross giusto, un Gaetano che è entrato la cicca e magari quel pallone finiva in curva e arriva proprio a Raspadori. Quindi si può dire che ha avuto ragione Spalletti, si può dire che la prestazione di Raspadori è una di quelle che lo portano probabilmente al 6 in pagella per il gol,
perché altrimenti sarebbe stata, se non si fosse sbloccata, sarebbe stato uno dei responsabili. Credo di poterlo dire tranquillamente. Allora, Giacomo Guida con il centrocampo. Volevo salutare un po' tutti, però siete tantissimi già. Arriviamo a 150 like perché c'erano tipo 70 like preventivi. Arriviamoci un attimo, subito, vai, fatemi sapere. E quindi saluto Giacomo, saluto Mauro, saluto Francesco, saluto Miki. Con chi ce l'aveva? Credo con la panchina dello Spezia, che insomma la solita storia, non è la prima volta che succede, la squadra piccola che poi specula e perde tempo e poi dopo quando vanno in svantaggio si lamentano che vogliono di più e si lamentano che tu poi stai ritirando il fiato, eccetera eccetera. A quel punto poi Spalletti forse se l'è presa con loro. Simone D'Andrea, scorrono i messaggi. Ciro, Caterino, Mike's Fishing Adventures da Brooklyn, un abbraccio amico mio. E Luis, Aidanis, Gaetano, e c'è Netcom, Nello. Ciao Valerio, i 3 punti sono fondamentali anche in considerazione della serie di partite. Sì, hai proprio ragione. E benvenuto, fatemi benvenutare Tommy 2006T che si è iscritto al canale. Vedete che alle volte quando uno si iscrive al canale durante la live c'è anche questa cosa sfiziosa che arriva il pallone di Olle Bench, quello di Mark Landers che girava, che sfonda la rete e gira sul muro e che sfonda il muro, e ci divertiamo anche così. Benvenutissimo. E Aris, Mario delle Vedove che ci ricorda che stiamo a 120 like, possiamo arrivare a 150 subito. Pep di Palma, vittoria oggi che i miei compiono 34esimo anniversario. Un bacio gigante a Peppino e a tutti i tuoi. Sabrina, io sono d'accordo con te, di Lorenzo sottotono, probabilmente anche Anghissà un po' sottotono. Io per questo adoro questa community, perché non siamo risultatisti, non siamo quelli che poi il Napoli vince ed è tutto a posto e non si fanno riflessioni, critiche eccetera eccetera. Si può dire, anzi si deve dire, e sappiamo che probabilmente anche Di Lorenzo è uno che dovrebbe rientrare in una logica di rotazioni, però il Napoli ha scelto di avere solo Zanoli e non so quanto Spalletti si voglia affidare a Zanoli. Poi Di Lorenzo in questo caso è anche capitano, ancora più blindata la sua presenza in campo, e speriamo di non doverne soffrire, perché poi dopo capitano le partite così, ti può sfuggire l'avversario ed è umano, perché noi teniamo sempre presente questa premessa che non sono dei robot e sono esseri umani, e ti può capitare la partita in cui anche se sei bravissimo non ti va bene, e non ti va bene. Arsène Lupin, Michele Guercia, Nicolo Agnone, Francesco, Valentina Savino. Oggi si è visto quanto i moduli dipendono dagli interpreti e non dai numeri. Brava Valentina, sempre tattica Valentina. Elmas, l'ho visto più mezzala di zero, mi è piaciuto nei movimenti ma meno nelle scelte. Vabbè, io qua mi giù il cappello per l'analisi, per il modo di vedere il calcio. Che bellezza. Solo forza Napoli, Fabrizio, senza dubbio. The most brain. Finalmente ci hanno messo i cogliones. Un Napoli dell'anno scorso, ecco qua, lo sapevo, il Napoli l'anno scorso l'avrebbe mai sboccato, anzi l'avrebbe persa. Most brain, frase fatta, perché poi anche l'anno scorso l'abbiamo detto, mi viene in mente una partita, quella con la Lazio, che si è detto il Napoli dell'anno scorso, e sarebbe di 2 anni fa, non l'avrebbe mai vinto quello con la Lazio. Non è così, non si ragiona così. Ti capita e non ti capita, non sono le stagioni e non è niente di così, e deve andare così delle volte, e queste però sono partite importantissime. Giovanni Prudenzano, Monir, ma io devo ringraziare, mi sa, un altro amico, Renaissance, New York Suns, Radio, con il supporto in dollari che apprezzo tantissimo, grazie amico mio. E Valeria Zaccaria ci ricorda che siamo a 138 like, che sono carini, it's cute, but it's not enough, non è abbastanza, quindi andiamo forte, perché abbiamo preso 3 punti, non potete nemmeno nascondervi dietro il fatto sto ingazzato per il risultato, non ti lascio il like, lo dovete lasciare, lo potete lasciare.
Il cambio di Kvara per cuori forti, oramai questo è un altro leitmotiv, Kvara a un certo punto viene tirato fuori. Stesso errore di Lecce, formazione iniziale sbagliata, Kvara da non sostituire mai. L'arbitro 3.0 non puoi arbitrare in Serie A e non sapere gestire una squadra che perde un intero tempo della partita. In effetti me lo diceva anche Marietta Delle Vedove, qua il tempo effettivo sta diventando sempre più importante perché si gioca veramente poco a pallone. E poi una cosa che ci ha spesso detto anche Guido Gentili: sì, tu li recuperi, ma i minuti di recupero dove la palla finisce sempre in fallo laterale, dove stanno tutti dietro così, non è nemmeno calcio, quindi è un recupero fittizio di quei minuti che hai perso nei momenti della partita, il quando anche all'interno della partita. Tu ne puoi recuperare pure 15, ma non saranno mai 15. Sono assalti all'arma bianca, c'è confusione, non è calcio. Step di crescita, grande Gaetano, Lobotka al momento non è sostituibile, sono d'accordo. Interessante vedere Simeoni e Raspadori insieme con Zielinski. Altri spunti tattici. Si è sentita l'assenza di Osimhen, per fortuna. Ci ha pensato Giacomino. Comunque lo Spezia che protesta per il recupero semplicemente ridicolo. Ma questa è la prima volta che battiamo lo Spezia in 3 anni o sbaglio? Sì, tranne una volta in Coppa Italia con Gattuso. Sì, e anche quella, se non sbaglio, se la mia memoria non mi fallisce, anche quella fu non facile. Lo Spezia storicamente abbiamo abbattuto un tabù recente. Gotti ha detto che l'anno scorso avrebbero dato il rigore sull'uscita di Meret, ma Rossana, no, mica me la prendo con te, me la sto prendendo con Gotti, ma che stiamo dicendo? Quello Meretta ha preso un calcio in faccia. Vabbè, siamo proprio alla frutta, ma io gli volevo fare pure i complimenti a Gotti, mi sta pure simpatico come allenatore, come profilo di un allenatore che ha esperienza e che è arrivato ad allenare in Serie A tardi, che ha la sua esperienza con Sarri. Vabbè, non fa niente. Giorgio Mele: non è stato un brutto Napoli considerando le fatiche di Coppa, potevamo sbloccarla già nel primo tempo, vero, poi vedremo anche gli XG, poi ovviamente diventa dura, 2 errori gravi della difesa evitabili. Comunque Vic e Lobo e si sente Vic nel senso Victor e Lobo si sente quando mancano, senza dubbio. Ho notato che Anghissà e Ndombele non giocano bene insieme. Sì, questo sarà un tema che reggerà sicuramente per tutta la settimana, quindi poi già si gioca, non ci sarà tempo però sicuramente bisogna ragionare. Oltretutto Ndombele, io quando ho visto la formazione, senza leggere l'ordine, ho detto questo ci farà rivedere Anghissà centrale al posto di Lobotka, cosa provata anche nel finale contro il Monza, perché gli serve un sostituto di Lobotka nel momento in cui non c'è Demme che è infortunato, e magari Ndombele mezzala che può arrivare un po' più al tiro, può fare il Ndombele all'Anghissà. Vediamo le caratteristiche, in questo momento fuori forma, quindi non ce lo farebbe nemmeno vedere. Però proprio mettere invece Ndombele centrale, come stava scritto nella formazione proprio del Napoli, perché se voi la leggete bene l'ordine rispetta più o meno quello che è il piano gara, quindi non fa delle trappole il Napoli. Ndombele centrale, forse per il suo stato di forma pietoso, non lo so se mi convince, non ha quella freschezza e quella lucidità che ha Lobotka. Anghissà nemmeno, probabilmente è difficile mantenere il livello di Lobotka in questo momento. Qualcuno lo dovrà fare, qualcuno si chiede magari Gaetano lo può fare, lo vedremo senza dubbio. Allora, scorrono messaggi velocissimi. Pietro Pizzo: il Giorgiano non aveva più fiato, si gestisce poco per ora, non è che Spalletti lo sostituisce sempre perché così gli gira. Sono d'accordo, probabilmente questa è una delle cose in cui può crescere Kvara, la gestione delle forze e delle energie, dà tutto dall'inizio e poi magari perde un pochino di lucidità, ci può stare. Ricordiamo sempre anche il pensiero di Spalletti per l'equilibrio. Kvara ancora in fase di copertura non garantisce tanto, è giusto anche non dovergli dare troppe responsabilità di copertura, però questo è per ora. Spalletti in conferenza ha dato una lezione sul turnover 2.0 di beniteziana memoria.
Grazie Luigi per questo spunto. Sicuramente questi 222, se non siete iscritti al canale siete completamente pazzi, perché domani ci saranno poi pagelle, analisi tattiche, vediamo se dobbiamo dividere con 2 video con parole di Spalletti, se sono interessanti lo merita, e quindi vediamo. Lionar, che tra l'altro ringrazio per il lavoro estenuante fatto per organizzare il fantacalcio, non era facile e ce l'abbiamo fatta. Adesso vediamo se è cominciata questa avventura del fantacalcio e mi divertirò moltissimo. Per me buona partita. Ogni volta che capitano queste squadrette chiuse diciamo che manca solo il gol. Questa volta il gol è arrivato, 28 tiri fatti, un tiro in porta subito. Per me tanta roba. Kvara top, anche se gli manda, ma sicuramente Giovanni, perché comunque crea scompiglio, quel doppio tunnel, stava facendo cose bellissime. Luigi Rocco, 3 punti preziosissimi, alla fine contano, certo, certamente. Francesco Fucci, contento per la vittoria, ma con riserva. Citazione di Guido Gentile, ed è giusto così. Abbiamo sempre perso in casa, esiste il tempo effettivo. Gennaro Mariano, buonasera a tutti. La legge divina dello sport ha punito l'antisportività e l'ostruzionismo dello Spezia dal primo all'89esimo, ridicoli. Ndombele è abbastanza indolente lì. Indolente lì pure ci piace, e scorrono veloci, dovete darmi più like perché io devo bere. Nel frattempo però vi propongo gli XG. 3 punti alla Mazzarri. Allora, eccolo qua. Andiamo a vedere. Io perché nella reaction, che voi se non avete visto siete pazzi e dovete andare a vedere, andare a lasciare il like e poi tornare, perché ho detto benino ma non benissimo. Guardate quante occasioni, però pallini piccoli. I pallini piccoli significa che sono tutte occasioncine che ti portano, visto la mole di occasioni, ti portano a 1,95. Insomma, il Napoli doveva fare 2 gol per queste statistiche. Però vedi, lo Spezia arriva a 0,66, cioè quasi mezzo gol, vista quell'occasione clamorosa Mario Rui Meret. Vedi il pallino più grande? Quella penso il paio, quel pallino con quelle occasioni di Lozano, credo che siano quei pallini più grandi lì. E insomma, il Napoli non c'è dubbio che aveva meritato, però abbiamo rischiato tanto la beffa, perché poi se tu non riesci a segnare, prendi quel gol con quell'indecisione lì, sarebbe stato veramente una tragedia sportiva. Lozano comunque non riesce più in niente, davvero preoccupante. Allora, per Luigi stavamo ragionando, io ho detto agli amici abbonati a caldo, ho detto Lozano sta esaurendo i bonus simpatia. Oltre alla simpatia che ho per Lozano, secondo me lui le qualità ce le ha fatte vedere con Gattuso eccetera eccetera. Volevo sperare che dopo la risoluzione di alcuni infortuni eccetera eccetera tornasse un pochino più in forma. Non so se soffre mentalmente il dualismo con Politano, se non gli riescono più delle cose, se questo ha fatto una stagione sopra le sue qualità con Gattuso, però sotto porta gli sta mancando freddezza. Alla fine pensate un po', nella partita specifica di oggi segna Raspadori, che era uno dei peggiori, che si era mangiato cose impossibili, lo stesso Lozano che si era mangiato cose impossibili e alla fine è assist man, anche se probabilmente lo daranno a Gaetano perché nel liscio l'ha toccata e quindi risulta assist di Gaetano, ma quel gol là arriva dal cross basso di Lozano, che è l'unico che lo fa, perché poi tutti gli altri ci riflettevamo nel gruppo, hanno il movimento a rientrare eccetera eccetera. Quindi è un giocatore utile, è un giocatore che te lo devi gestire bene, il gol li deve fare, non lo posso più accettare che si mangia gol impossibili, magari se si sblocca anche fortunosamente, come piace a dire a molti. Vediamo, c'è Peppone, cuore azzurro in live, salutiamo, non me lo sono perso, un abbraccio gigante a Peppone che sicuramente avrà sofferto come tutti noi. L'errore di Mario Rui, ok, ma il vero errore l'ha commesso Elmas nel rimanere fermo sulla pressione dello Spezia. Devo rivederla, Roberto, mi fido sicuramente di te, probabilmente anche così. Ma tu parli, io me ne ricordo uno nel primo tempo dove c'è stato un retropassaggio di Kvara non preciso e lì Elmas si era fermato. Non so se ce ne sono stati 2, però
sono tutte cose su cui Spalletti dovrà riflettere. Ma se Lobotka manda il certificato, come facciamo? Dem, i tempi di recupero? Non lo so adesso i tempi di recupero per Dem, ma ce n'era, dobbiamo ancora aspettare. Sicuramente questo è uno dei problemi che Spalletti deve risolvere, perché è difficile. Si pensava che probabilmente anche Issa poteva essere una soluzione, adesso avrà provato un Ndombele, avendolo sostituito credo che non sia contentissimo. Sicuramente nelle idee di Spalletti ci sta anche la possibilità di Zielinski più arretrato, perché lo dice spesso anche in conferenza che più dietro, anche da mediano proprio, Zielinski ce l'ha. Quindi abbiamo anche Sa, abbiamo un Ndombele forse bocciato, Zielinski da provare, anche Elmas lo può fare, e Fabio si è iscritto al canale, quindi lo salutiamo, lo pariamo e lo salutiamo. Benvenuto Fabio. E forse anche Mario Sio lo salutiamo, che si è iscritto al canale. Anche Gaetano potrebbe rientrare in queste rotazioni. Adesso testa non al Milan ma ai Rangers. Bravo Francesco, che già effettuano un calcio ad alta intensità, questa settimana nemmeno giocano, quindi figuriamoci come sarà difficile fisicamente parlando, perché andranno in pausa. Hai ragione Francesco, perché ovviamente tutta la Premier, tutta la zona del UK, dello United Kingdom, si fermerà per la morte della regina, e quindi abbiamo affrontato lo Spezia che si era riposato e i Rangers che si riposeranno. Aiuto. In bocca al lupo da un tifoso genoano, quest'anno l'organico c'è, guardando la qualità scarsa della Serie A, sono proprio d'accordo Enrico, potrebbe essere l'anno buono finalmente, forza Napoli sempre, che bel messaggio da parte di Enrico. Non lo so, qua si parla sempre di questo gemellaggio, c'è, non c'è, eccetera eccetera, è un messaggio comunque cordiale, bello simpatico, di affetto che c'è. Infatti abbiamo creato meno della partita con Lecce, credo, ma questo sembrava di più calcio da 1-1. Il calcio è proprio strano, è proprio vero. Perché Fagioli, mi chiede Lewis, viene considerato un fenomeno e Gaetano non viene proprio considerato? Entrambi hanno fatto benissimo alla Cremonese. È una bellissima domanda. Io ti dico, molte delle considerazioni che poi fanno i media, i giornalisti, eccetera eccetera, e anche forse qualche allenatore, molto dipende dal peso politico che hanno i procuratori di questi giocatori. Alcuni procuratori sono in grado di spingere le carriere dei propri assistiti in un certo modo, sanno chi devono telefonare, sanno chi devono far poi esaltare nelle cose, eccetera eccetera. Fagioli non lo so se è stato comprato ai fantacalci, eccetera eccetera, come Gaetano. Sono due giocatori probabilmente equiparabili, l'ho visto giocare poco Fagioli, quindi non lo posso giudicare. Sappiamo quello che può dare Gaetano, ovviamente è un po' chiuso dalla concorrenza, c'è tanta concorrenza, però vedi anche oggi alla fine Spalletti è riuscito a ritagliargli uno spaziettino ed è entrato con quel liscio, è entrato nel gol. Questo è il mazzo. Poi quando io vi parlo del mazzo è un Gaetano che liscia e che magari manda fuori tempo un difensore o anche il portiere, e il pallone arriva a Raspadori. Non si scappa. Non si scappa proprio. Saluti dal Brasil. Valerio, ci voleva la ciliegia sulla torta, doveva arrivare Navas, Meret non dà sicurezza. Fabio, benvenuto, un abbraccio a te, a tutto il Brasile. E in effetti sì, sono d'accordo, Meret ha fatto anche una buona partita, adesso stiamo alternando, stiamo cercando con la lente di ingrandimento. Io tenevo pure la lente di ingrandimento, dove sta? Perché poi facevo delle cose carine, ecco vedi la lente di ingrandimento su Meret, controlliamo tutte le cose, se parla abbastanza, come esce, come fa, come pare, eccetera eccetera. Delle cose migliori ce le ha fatte vedere anche con Liverpool. Oggi quelle incertezze, quel vado io vai tu, ci poteva costare caro. È chiaro che Navas avrebbe dato più sicurezza al reparto. Oramai questo è, ragazzi, abbracciamoci i giocatori che ci sono, sosteniamoli fin quanto è possibile e speriamo che overperformino. Ma Ndombele ha la passione per il calcio? Questa bella domanda, Andrea. Bella domanda che sicuramente si sono chiesti col Tottenham, e i tifosi del Tottenham se lo sono chiesti perché l'hanno visto spesso pensare più a divertirsi che ad allenarsi. Sotto questo punto di vista
dobbiamo stare attenti. Sono giusti i minutaggi ai calciatori meno impegnati finora, ma non mi è piaciuto tenere Lobbo e Zieli entrambi in panchina. Uno dei due deve esserci. Ci sta come ragionamento, Fabrizio, perché poi il Napoli si crea, ma quando crei così, che sono tutti pallini piccoli, vuol dire che la palla è arrivata lenta, loro hanno avuto tempo di mettersi a schermo, no? Tutte occasioni in cui tu potevi fare di più, ma ti sei trovato col tiro ribattuto oppure non ci sei arrivato pulito. Ecco, questa poi è la mancanza di qualità nella rifinitura. Quando poi noi perdiamo Fabian e diciamo però lui magari ti dava palle un po' più pulite, aveva più visione di gioco, aveva anche un tiro migliore da fuori. Questa poi potrebbe essere quello che poi ci può venire a mancare, qualità nell'arrivarci a creare le occasioni che poi il Napoli ha creato. Quindi rinunciare a entrambi, a Zielinski e Lobotka, che toccano il pallone come pochi altri, in effetti potrebbe essere un rischio. Perché non Benè così arretrato, non bisognerebbe provare a farlo avanzare di più. Anche Mike, io ti ripeto, la penso come te, l'avrei provato Mezzala con Anghissà centrale se volevi mantenere questo assetto. Non lo so. Spalletti ha un'idea diversa. Dicono che è andato a seminare Zizzani in conferenza. Valentino, non lo so, io spero di no, ragazzi, qua se uno deve dire delle cose, io per questo apprezzo Paolo Del Genio in tutto e per tutto come atteggiamento, perché è un tifoso che vuole il bene del Napoli ma fa analisi, e quando deve dire una cosa che non gli piace la dice, la analizza, spiega il perché, si prende le sue responsabilità, ma non l'ho mai visto andare contro a prescindere. Invece ci stanno, adesso non mi riferisco a Auriemma perché non lo so, però anche ho sentito cose strane di altri personaggi dei media che sembra vadano contro a prescindere e vogliano creare dei casi anche quando non ci sono e rompere le uova nel paniere. Lo abbiamo visto, forse con Sarri di meno, eccetera eccetera, perché il Napoli andava bene, sì, ma l'abbiamo visto con Ancelotti, l'abbiamo visto con Gattuso e lo stiamo vedendo con Spalletti. L'ambiente Napoli, un po' a partire dall'interno della società, perché l'abbiamo visto, e un po' da parte di alcuni addetti ai lavori, non è un ambiente dove è facile vincere, già non è facile a prescindere. L'ambiente Napoli con tutti i suoi annessi e connessi non ti rende la vita facile. Molto spesso squadre del nord sono più unite e riescono a superare i momenti di difficoltà diversamente. Bellissima la finta di Gaetano sul gol di Raspadori e si merita l'assist. JJ, oltre a essere uomo squadra, verissimo, fa sempre ottime prestazioni, grande acquisto per quanto è costato. Sicuramente un'intuizione, è una di quelle scommesse vinte dal Napoli, perché quando è arrivato abbiamo chiesto in giro, abbiamo chiesto a tifosi dell'Inter, a tifosi della Roma, non giocava da una vita e quindi avevamo un po' paura della resa di Juan Jesus, che invece finora è stato straordinario. E poi uomo hai ragione, parla bene, è leader, è uomo maturo, sa come gestire secondo me anche i compagni, grida in campo, si fa sentire. Elmas, errori su errori di Lorenzo che non riesce più a costruire il gioco che faceva l'anno scorso, ed infine Lozano che sbaglia ancora un gol importantissimo. Queste sono un po' le criticità di questa partita e anche forse in generale, Giovanni, sono anche d'accordo. Angela difende sempre il suo pupillo e con che forza? Angela sta difendendo chissà, forse Lozano? Andiamo a rileggere poi dopo Angela. Sto tornando dallo stadio in treno, tremava tutto al gol di Raspadori, abbiamo sprecato troppo, però potevamo sbloccarla molto prima. E comunque da vicino Lobotka ha spaccato i ritmi. Bravo DP, io adoro sempre le opinioni di chi poi è stato allo stadio. Io, lo sapete come la penso, la partita te la devi vedere una volta allo stadio e una volta a casa in TV senza ansia, e lì capisci tutto proprio del calcio, ti rendi conto di tante cose che non puoi vedere in diretta, e sicuramente Elmas è una di quelle. Emanuele, magari è già stato notato, ma se ci pensi quest'anno possiamo dire che rispetto al risultato contro lo Spezia dell'anno scorso, quest'anno possiamo parlare di upgrade dal punto di vista mentale. Sì, rispetto all'anno scorso sicuramente vincere con lo Spezia era stata una problematica, e quindi qui andiamo in un miglioramento, sicuramente. Abbiamo pareggiato con Lecce, lo dobbiamo ricordare, con la Fiorentina, vabbè. Però sotto questo punto di vista questa è una partita trappola che abbiamo portato a casa per i capelli, ed era importante. Allora,
scorrono, a quanti like stiamo? Paratona di Andanovic, perché nel frattempo è partita la partita dell'Inter. Voi fate bene ad aggiornarmi, perché io che ne so. mica posso sapere tutto. Stasera gioca pure il Toronto, ma pare che Insigne si è preso delle licenze premio. Non lo so come funziona. Inter Torino anche a livello di poi di fantacalcio, perché mi interessa moltissimo, andremo a vedere sicuramente. Nel frattempo io devo salutare gli amici di Sgaloppare come il Napoli, che poi erano Sgaloppare come gli Usai, e vi rispondo dopo perché poi devo fare i fatti, devo rispondere alla mia community che è online. Benissimo. Comunque lo bot che è sostituibile, ma anche lui qualche partita dovrà ripetere senza dubbio. Ad oggi ce ne sono pochi in Europa che possono sostituirlo, è normale, quindi perdere qualcosa, ma dobbiamo fare front. Mettere le ali larghe, i terzini al centro non è poco conveniente? Non conviene mettere chi ha più qualità vicino alla porta? Sicuramente, amico mio, però qua c'è sempre il problema della densità che ti fa la squadra avversaria. A un certo punto l'avete visto, no? Tutti dietro, non pressavano neanche. Non è una squadra che dice ti viene a prendere aggressiva come fa la famosa Atalanta, eccetera eccetera, che ti vengono la Fiorentina di italiano, che ti vengono a prendere uomo su uomo. Loro ti aspettano proprio, ti creano proprio la densità, e allora al centro poi si intruppa tutto ed è difficile mettere anche le ali. Tu cerchi sempre di allargarlo il gioco, così ti porti appresso o un braccetto o un esterno e si crea qualche spazio dove poi devi entrare. È sempre una coperta corta, da una parte devi attaccare, dall'altra devi difendere. Fabio si chiede: avete lasciato il like? No, perché poi è anche importante sapere questo. Pasquale di Pasqua: il Napoli A sembra collaudatissimo. Per quanto concerne il Napoli B, soprattutto a centrocampo, Spalletti sta ancora trovando la quadra, ed è possibile. Questo messaggio è stato eliminato. Non so di cosa si tratta. C'è Peppone, finalmente l'ho beccato. Parlando di ambiente, può essere che Spalletti non ha messo Zerbin e Gaetano con costanza per proteggerli dalla stampa? Ma oltre che dalla stampa, Peppo, li devi proteggere anche da loro stessi. Un Gaetano in una squadra che è in difficoltà, che sta lottando eccetera eccetera, potrebbe anche bruciarsi e potrebbe trovarsi in difficoltà. Mettere Zerbin nel momento in cui stai bene con il Liverpool, per esempio, gli dai modo di fare una prestazione più rilassata e gli fai prendere anche fiducia, quindi anche per proteggere i ragazzi. Poi alla fine io sono sempre convinto che l'allenatore deve cercare di mettere la migliore formazione per quella partita in quel momento. Se poi ti va tutto bene, tu puoi fare dei ragionamenti a lungo termine, fai rifiatare, pensi a chi sta un po' più depresso e te lo vuoi coccolare. Vediamo, lo capiremo partita dopo partita come se la sta gestendo Spalletti. Abbiamo capito che voleva dare una soddisfazione a Raspadori al pari di quella già ricevuta a Simeone, e ci avrà parlato, ha detto: Simeone, tu stai tranquillo, stai contento che hai già segnato, facciamo giocare Raspadori, se no pure lui si sente meno protagonista di questa storia. Ci sono vari ragionamenti che sono alle spalle delle decisioni di un allenatore. Sicuramente il difensore che marcava Raspadori si è spostato verso Gaetano che stava per tirare, vedi, ma lisciando la Raspadori si è trovata la traiettoria, vedi, alla fine questo è poi il mazzo. Funziona così. Lizard, un applauso va fatto a Gotti, che nel prepartita dice di non voler mettere il pullman davanti alla porta e poi ci mette l'intero palazzo, tutto lo stazionamento dei pullman ci ha messo. Dimmi Jacopo, dimmi tutto e spero di beccare i messaggi. Lo sapete come volano, è difficile. Conferma che Osimhen è insostituibile. Lozano non ha colpe su gol sbagliato, come poteva prevedere quella papera di... certo, anche questo sì, alle volte una mancata uscita ti fa perdere il tempo, ma tu devi essere ottimista, e questo lo dice spesso Paolo e mi piace citarlo. L'attaccante deve essere ottimista, deve sempre pensare che la palla gli arrivi, e gli arrivi anche pulita, e quindi la devi attaccare sempre perché capita, mentre il difensore deve essere pessimista, deve sempre pensare che sta per succedere la cosa peggiore e quindi andarci a difesa poi del risultato. Ma quanto sei contento di tenere al Napoli? Questa è la domanda chiave che mi fa Jacopo, e ci rifletto, Jacopo, perché non è una risposta semplice, risposta aperta, quindi ti faccio sapere domani.
ti faccio sapere magari in privato, perché sono cose particolari. Oggi ci sarà, credo di sì, Francesco ci potrà dare una mano nell'analisi tra un po'. Io ho lanciato il link, vediamo se si libera con il lavoro. Esaltiamo anche l'ottimo Zielu finalmente, lo faccio volentieri Francesco, ottimo impatto anche oggi, si vedeva che sta in palla, che controlla e subito scatta, ci sta. Allora, 220 like, secondo me, visti 247, che 51 che sono collegati, più i like preventivi, secondo me sono pochi. Non lo so, vi siete resi conto che il Napoli ha vinto una partita difficile? Oppure no? Perché io tra poco devo andarmene a suonare, me ne vado. Ci è andata di lusso, sì, non c'è dubbio. E 8 Parecas. Ciao, bello, saluto dalla Germania e forza Napoli. Un abbraccio, 8, anche dalla Germania. Giallo non dato al 13, Politano andava via. Giallo, secondo te, fallo di mano passato? Sì, quello l'ho notato anche io. Aspetta, è stato questo è un arbitro discreto, diciamolo, anche oggi con 3 punti sono errori gravi, il regolamento è chiaro. Senza dubbio, Giorgio, io ci tengo molto a questa cosa qua e ci tengo specialmente quando si vince, così non puoi essere tacciato di pianto. Bisogna sottolinearle queste cose, come ha fatto il Milan l'anno scorso nel momento decisivo, dicendolo bene. Sentite che Sarri addirittura continua, eccetera eccetera, chissà se poi gli andrà bene o no, ma è importante non essere poi, perché poi capita la partita in cui non la riesci a sbloccare, certi episodi ti potevano aiutare. Lo so. Il Napoli deve puntare per forza a vincere qualcosa quest'anno. Per forza. Si è sbloccato PayPal. Allora vedi che funziona. Mamma mia, che un saluto al volo, perché fare mi sono perso anche la partita, ma stu spezzi. Sempre forza Napoli. Maurizio, sei sempre generosissimo, sei sempre carinissimo, mi hai anche sbloccato la cosa di PayPal che a qualcuno non funzionava, chissà se adesso funziona. Stai qua, ti vedo, ti ringrazio, il che fare ci attanaglia, non c'è niente da fare, noi cerchiamo dei ritagli di tempo per coltivare le nostre passioni e ti voglio bene e spero che tu te la possa recuperare. Spero che non ti sia perso quella con Liverpool, perché poi sono partite. Va bene. Allora, Mamro Carmine, che paura. Basile, anche lui si è messo paura come un po' tutti noi, senza dubbio. Vedi, il muro è fesso, il rumore è fesso, hai ragione. Allora, scorrono i messaggi, cerco di prendere qualcuno che non ho ancora letto. Il cambio solo per evitare infortuni, ma ovviamente non lo può dire che anche questo può essere sicuramente. Poi devi trovare un equilibrio in questo turnover. Ma quanto è bello cavalcare questo momento di entusiasmo. Io vi voglio bene perché voi siete attenti alla mia sottile ironia. Vi adoro. Fino all'88esimo mi sono passati davanti Carpi, Chievo, Verona, lo Spezia stesso, Lecce, tutti i fantasmi di quei pareggi, di quelle sconfitte. Con queste squadre bisogna mettere noi il pullman davanti alla porta. Sì, perché poi ti capita pure quella cosa dove tu stai attaccando, ti viene la foga, comincia a innervosirti e poi lo prendi pure il gol. Mamma mia. Perché ci volevi il Cariglion? Fantastico Enrico, queste sono citazioni non da tutti. Inquietantemente scarso Lozano è un tema. Se come dici tu Vale poteva far giocare Simeone al posto di quello scempio di Elmas schierato fuori ruolo, sì, però lui voleva provare col 4-3 all'inizio e quindi Elmas fuori ruolo ce lo dobbiamo togliere dalla testa. Elmas lui si sente trequartista, ok? Se tu ci vuoi mettere Simeone, con Simeone prima punta, tu ci puoi mettere il trequartista dietro. Se ci metti Raspadori prima punta, secondo me è più difficile considerarlo 4-2-3-1, perché anche Raspadori tende a venire indietro e poi col trequartista ti puoi un pochino pestare i piedi, eccetera eccetera. Sono sottigliezze, credetemi, sono veramente dettagliucci. Per quanto riguarda Elmas, lui preferisce essere trequartista dietro la punta con libertà di spaziare. Questo Napoli ha
delle idee tattiche molto più precise probabilmente della Macedonia, dove Elmas si trova benissimo e segna pure a raffica, e quindi alle volte Spalletti dice vieni un pochino più dentro, fai la mezzala, perché poi Elmas ha tutta questa disponibilità ad inseguire gli avversari e fa tanto sacrificio, eccetera eccetera. Questo lo porta poi a volte a essere poco lucido, però c'è stato un momento in cui ne ha superati 3 o 4 e ha mancato l'ultimo passaggio, o meglio il tiro, e poi anche degli scambi belli con Raspadori che nel secondo tempo ci stavano portando a qualcosa di pericoloso. Qualcosa lo fa, spesso arriva pure al tiro, a volte segna pure. Capisco la vostra insofferenza, però vi voglio ricordare che alla stessa età più o meno dei vari Gaetano, Zerbin, Kvara è più giovane, ma insomma a quell'età essere subito decisivo e continuo. Guardiamo uno Zielinski che da tanti anni adesso ci sta facendo vedere un po' di continuità, ma ce l'ha fatto vedere anche l'anno scorso finché non è finita la continuità. Quindi io vorrei essere un pochino meno tranciante con Elmas. Secondo me ci toglierà delle soddisfazioni. Fidatevi di me. Poi se sbaglio e Elmas è disastroso quest'anno, diciamo Elmas è stato disastroso, però piano. Sono anni che voglio farti questo, ma quanto sei contento di tifare Napoli? Vedi che insiste. 241 like o persone. Buonasera Mario. Ivan Esposito, mi è dispiaciuto nel primo tempo i 3-4 lì davanti abbiamo alzato poco la testa, incaponendosi con troppe giocate individuali quando c'erano linee di passaggio interessanti. Può essere che un po' la vogliono risolvere da soli, Domanda da giornalista, Valerio, ma quanto è forte questo Napoli? Ma quanto è forte Manolas? La matematica del like. Spalletti durante l'intervista allo Spartito ha gridato bravo Raspa. Sì, me l'hanno detta sta cosa, Rossane. Ovviamente lui si deve un pochino coccolare, ma la cosa e ci sta pure, ci sta come discorso, proprio per non farlo, perché poi molti avranno detto Raspadori, perché il tifoso del Napoli è maturo e vede la partita al di là del risultato, quindi lui vuole controbilanciare questa cosa qua, ma lo stesso Raspadori in intervista ha detto dovevo fare gol in un paio di occasioni e poi mi è andata bene. C'è consapevolezza, ragazzi, questi sono 3 punti fondamentali perché ti fanno con più leggerezza poi lavorare sugli errori e migliorare, credetemi. Secondo me più Bakayoko, quasi siamo ai paragoni, penso con Don Belé. Ringrazio ancora Maurizio, sempre straordinario, e sono scorruti i messaggi e devo recuperare. Camilla, vado a vedere la reaction e torno. Che ansia, oggi come sono brutte queste partite. Vai Camilla, divertiti perché c'è il momento del gol con Starnuto incorporato che è qualche cosa straordinaria. Vatti a divertire. Rall puro ciuccio Coc, e questa pure è una bellissima frase fatta di Giovanni Chiarolanza. Sono d'accordo Luigi, lo puoi chiedere a tutti gli amici miei, WhatsApp, Telegram, Facebook, YouTube, questo proprio ho detto questo, fa anche bene. Keynes, a me Elmas non è dispiaciuto, esagerato ogni tanto interstardendosi a dribbale tutti, però ha fatto bene giocate interessanti agendo in zona Kvara. È vero, sono d'accordo, è stato poco lucido nel concludere sempre quel tocco in più, e sono d'accordo. Vedi, detta così io la analizzo la cosa e mi trovo e riguardo la partita mentalmente e dico sì, la vedete nella reaction, no? Io distribuisco bravo a chiunque, anche giocatori che mi piacciono di meno e che tengo sott'occhio, eccetera, eccetera. Quando fanno una cosa, bravo, cioè lo urlo proprio perché il tifo per il Napoli e voglio che tutti vanno a 1000. Gli stessi che poi fanno, che sono i miei preferiti, se sbagliano è che combinato, lo stesso stavo dicendo Mario Rui che ci stava piacendo tantissimo anche in questa partita, Mario Rui, ma per forza, perché lì quell'incomprensione, e quindi sempre con equilibrio. Alla fine sono i nostri giocatori, se ci accaniamo contro uno in particolare diventa poi complicata, sapete perché? Perché poi viene a mancare quell'uno con cui ci siamo accaniti, il Napoli perde lo stesso e noi con chi ci abbiamo dobbiamo trovarne poi un altro, eccetera eccetera. Invece se fai l'analisi è più facile.
Discorso Elmas, però bisogna anche chiedere il perché di questo continuo essere in campo. Tutti si lamentano, evidentemente non vale granché, almeno negli schemi del Napoli, o fa solo confusione. Giacomo, ma appunto glielo devi chiedere poi a Spalletti. Se è uno che l'anno scorso risulta quello più utilizzato per minutaggio in generale, allora vuol dire che fa tutto un lavoro oscuro che a noi occhi dei tifosi che tendiamo a vedere di più quando un giocatore ha la palla e non vediamo tutto quello che fa senza palla, come insegue, come magari sta in posizione, come alle volte si butta senza palla nello spazio e quindi si porta appresso un avversario e magari libera al tiro un altro. Noi vediamo quello che poi ha tirato, ma non vediamo il movimento che ha fatto Elmas. Ci sono tutta una serie di discorsi che un allenatore deve tenere presente e che noi, da semplici tifosi, da non addetti ai lavori che non abbiamo studiato il calcio, possiamo solo intuire o ce ne facciamo un'idea. Se Spalletti ce lo dice bene, lo capiamo. Se Spalletti deve anche un po' mentire, perché in conferenza si può anche mentire, noi ci dobbiamo chiedere delle cose e ci possiamo anche dare delle risposte. Se ci accaniamo solo per i like. Hai comprato i giocatori? Allora, vedi? Spesso si sono sovrapposti al essere Raspadori nei movimenti, si vede che Raspadori non fa i movimenti da punta. Ricordo cross di Kvara, simile Liverpool, la Raspa corre all'indietro e non verso la porta. Questa poi è una differenza fondamentale, perché lo sai che addirittura Osimhen troppo, perché molto spesso finisce in fuorigioco proprio perché punta subito la porta, mentre Raspadori tende a venire indietro. Se tu mischiassi due giocatori avresti l'attaccante perfetto, ma è difficile. Ci batterà tutti, non ho dubbio. Lozano non è scarso, non siamo troppo trancianti, per cortesia. Vedi, questa è una richiesta che io sposo. Quello che mi sta stupendo di Anghissà quest'anno è lo step in avanti sui passaggi chiave e in fase di proposizione. Col centrocampo a te è fluido, ha molta più libertà di movimento, secondo me. Sicuramente Valentina ha fatto uno step proprio anche psicologico di leadership, secondo me. Cioè ti viene a mancare poi Fabian, tu ti pensi anche che manca quello che può fare la verticalizzazione, eccetera eccetera, mi prendo anche qualche responsabilità in più. E quando Anghissà, adesso ringrazio Giorgio Me, quando Anghissà si rende conto che poi in campo è una spanna superiore, perché bastano pochi minuti e tu ti rendi conto i tuoi avversari intorno se ce la fanno a starti dietro o no. Quando Anghissà si rende conto che i giocatori intorno a lui sono poca roba, allora lui dice ok, no, è la partita dove oltre a fare legna posso anche fare qualità e qualche dribbling in più. E Anghissà è forte. Mentre il Torino sta dominando, bella partita a Milano, ha giocato tutti gli giocatori dell'Inter, ma va bene, perché preferisco perdere il fantacalcio e far perdere l'Inter. Ringrazio Giorgio Mele che dice gli italiani, dai, non è difficile, dai tutti insieme, listen and repeat. Kvaratskhelia, perché poi si può dire anche Kvara, perché secondo me Kvara si scandisce kv quando è piccolo, e poi in lungo ho sentito più Giorgiani se dirlo. Kvara si può dire qua, a me interessa la Z. Kvaratskhelia non è difficile, vedi, non è difficile. Kvaratskhelia, va benissimo, vanno bene entrambi. Ma non venitemi a dire non faccio come Ciavicchi, il fatto che avete fatto tutta l'estate, perché non è più accettabile. Sheila, mamma mia, Sheila è proprio il peggio, che mi fa proprio andare in frega. Ma sono problemi miei, perché a me mi chiamano Valirio e quindi vado in frega. Anche la Bari ha vinto fuori casa. Ragazzi, comunque non lamentiamoci troppo, giocare sotto al sole alle 3 del pomeriggio dopo la partita non è affatto semplice, assolutamente, ma infatti a un certo punto si è visto proprio una lentezza dovuta anche dalla stanchezza, che è anche mentale, non sono solo i fisici, non è solamente una roba fisica, anche perché tu, mamma mia, che sforzo che hai fatto, e chissà se avete anche festeggiato mentalmente, non a fare i bagordi, ma mentalmente un poco troppo. Un amico bellino mi diceva basta complimenti, pensiamo allo Spezia, troppi complimenti per il Liverpool. È giusto, che poi c'è sempre il problema opposto a Napoli, che ci esaltiamo e poi caghiamo ho detto proprio brutta, contro le Shelaika. Valerio, man, did we suffer? Oh yes, we did.
but all that counts win, that's all. Yeah, tutto quello alla fine conta la vittoria. Oggi proprio in particolare era proprio importantissimo, e poi si può ragionare sulla sofferenza che abbiamo avuto, non c'è dubbio. Guardascella. A proposito di guardascione, Felice Sciambocca, eccetera, eccetera. A me Raspadori, mo lo dico là, magari qualcuno nei commenti, anche dopo live, i miei eroi, quelli della seconda ora, mi potete dire nei commenti se sono pazzo. Sembra che c'ha il mascalamatita negli occhi sempre, c'ha le sopracciglia lunghissime, così. Ma non femminile, del teatro dell'epoca. Cioè, per me Raspadori e Edoardo Scarpetta, ci sono un paio di fotografie dell'epoca, di ritratti di Edoardo Scarpetta che tiene gli occhi così e si vedono queste sopracciglia e questa matita, perché all'epoca si doveva a teatro, e anche adesso si devono esaltare certi lineamenti. A me Raspadori mi ricorda Scarpetta, e quindi, dato che è pure piccolino, lo chiamerò Scarpetta. Vediamo se mi ricorderò di fare questa cosa. Stanchezza, caldo e turnover, prendiamoci questi 3 punti che valgono oro. Quagliarello è diventato Quagliarello direttamente, bellissimo. L'hai pensato pure tu? Sembra che deve entrare in scena. Ma sì, Martino mi ha fatto dannare. Riguardando meglio le immagini, Gotti lo ha raddoppiato sistematicamente. Mi sa che ha intravisto il faro del Napoli oggi con Sara e Dobele insieme. Vedi? Riflessione di qualità, non da tutti, di Fabio, perché poi noi, quando analizziamo, e mi fai venire in mente questa cosa da dire, quando analizziamo la partita noi vediamo i nostri, diciamo però non vediamo quello che l'avversario ha fatto su di te per metterti in difficoltà. Sì, perché poi io che vi ho detto con il Liverpool, che quello che, grande partita di Lobotka chissà sicuramente, ma quello che ha fatto la differenza è stato Zielinski con i suoi movimenti ad elastico. La stessa cosa ha provato a riproporre Spalletti con Elmas al posto di Zielinski sicuramente. Ora Zielinski sta più in forma, Elmas di meno, Elmas lo cessa, tutto quello che volete voi, ma questa cosa qua, se Gotti l'ha vista e ci ha lavorato, avendo meno regia di Lobotka, stava tutto lì per far fare un paio di 1-2 con Dombele, anche giocate facili. Bravo versatile, Rascarpetta. I 3 di centrocampo come li gestisci, soprattutto per le sostituzioni? Vorrei capire quanto i cambi cervellotici Spalletti siano corretti, ma io mi posso buttare a indovinare, Giacomo, lo sai. In questo momento è difficile per me rinunciare a Lobotka. Io per questa partita la mia formazione era Lobotka, Ndombele al posto di Anghissà, un po' più muscolare e fare la legna che sta facendo Anghissà, e avrei confermato anche Zielinski. Ora, visto il secondo tempo, uno che mi sta simpatico potrebbe dire, a cui sto simpatico, potrebbe dire avevi ragione, perché Lobotka quando è entrato e Zielinski quando sono entrati hanno illuminato, siamo stati un po' più veloci, un po' più decisivi. Lobotka alla fine entra nel gol perché quella sventagliata che fa per Lozano è al bacio. Quindi mi trovo, non so se Ndombele messo mezzala e non centrale poteva far meglio così, sono tutte ipotesi così. Alternerei uno alla volta per non perdere poi identità, con Lobotka che è più difficile. Come le fa tutte Di Lorenzo, le potrebbe far tutte Lobotka, a un certo punto si stira e ce la pigliamo con Spalletti. È in questo momento la cosa più difficile del mondo. Vi faccio un altro esempio. Brozovic nell'Inter l'anno scorso, quando è venuto meno, l'Inter si è inceppata totalmente e Inzaghi li ha provati tutti, ci ha messo Vidal, ci ha messo Gagliardini, ci ha messo Barella, li ha provati veramente tutti e non riusciva a trovare il bandolo della matassa. E Brozovic e Lobotka, anche se Lobotka per me in questo momento è superiore, sono equiparabili per importanza, per centralità del gioco. Degli occhi belli, e vedi? Sì. Vedi 0-0 Torino, e perché ha pigliato troppi giocatori dell'Inter, c'ha la Noglu, Dumfries, e quindi vabbè. Ottimo versatile, ci ha fatto ricreare con la sua considerazione. A prescindere dalla partita di oggi, mi chiedo quale sia il motivo che spinge l'allenatore a fare affidamento a un giocatore di livello debole come il Maz. Per favore rispondi. Ma il Maz
stai facendo il paragone con il Maz col Dombelé? Forse l'hai rinominato il Maz. Guarda che è bellissimo, perché pure lui c'ha un culo importante come lo aveva lo Botka all'epoca. Se è così, commento memorabellino di Fatah Sukane, cioè proprio senza proprio dubbio. Comunque la domanda che si faceva anche a Gioletto e non ti so rispondere, cioè la risposta è questa: Spalletti vuole far mettere minuti a Ndombele per fargli trovare la forma in campo e non in allenamento. Lo capisco, molti allenatori la pensano così, non c'è dubbio. L'appunto che gli facciamo è: lo può fare questo minutaggio quando il Napoli già magari sta in vantaggio e quindi farlo entrare nel secondo tempo? E magari con gli avversari, perché poi quello che poi conta, con gli avversari che hanno già speso delle energie, magari nel secondo tempo uno che ha meno forma, che ha meno scatto, si mette a livello degli avversari che sono già stanchi. Se invece a freddo loro sono riposati, Ndombele non è in forma, è un problema. E se ne è accorto Spalletti, perché l'ha tolto, cioè pure Spalletti è d'accordo con noi, perché per la seconda volta l'ha tolto. Allora non ti rendi conto del perché. Nel frattempo è finito il primo tempo, l'abbiamo capito. Nel frattempo pure mi sono arrivate probabilmente delle telefonate a cui io non ho risposto. Ok, devo portare un accordatore. Il like di River Johnny. Con i Rangers si gioca? Per ora ci dicono di sì. Aspettiamo notizie. Fine primo tempo, per come stanno giocando Inzaghi è da esonero. Speriamo di no, che se si prendono dei zerbi diventano pericolosi. Interessante anche questa. Ragazzi, dobbiamo stare calmi con i commenti e con le accuse. Le partite sono diverse ognuna dall'altra, ma che vi credete? Dopo 4 gol a Liverpool questi venivano a giocare a viso aperto, ma senza, anche se avessimo perso con Liverpool, lo Spezia, scusate, mi sto mettendo le cuffiette perché in questo momento, sempre disponibilissimo, noi possiamo fare entrare in live il nostro, mi permetto di dire nostro, Guido Gentile. Non per tutti. Buonasera. Buonasera amiche belline, buonasera amici bellini, buonasera, anzi buon pomeriggio, perché per noi è pomeriggio, per te è super, quasi orario di pranzo. Benvenuto Cavalier. Di salutare tutti i fiorai. Fiorai? Sì. Sì. Nobile poi, tra l'altro, è una cosa nobile. Sono costretto a fare un prologo. L'altra mattina mi sono svegliato, non ho trovato l'invasore, ma quasi, nel senso che sai quella sensazione quando tu ti svegli e non sai dove ti trovi, no? Forse perché hai cambiato tanti letti in pochi giorni. E io pensavo di essermi svegliato in un multiuniverso, no? Un multiuniverso dove negli ultimi 21 anni il Napoli non ha vinto lo scudetto, non ha vinto solo Inter, Milan, Juve, invece pare che l'abbia vinto più volte, dove Napoli non ha mai vinto una Champions League, anzi non ha mai superato gli ottavi di finale, invece mi risulta che ne ha vinte 7, dove 15 giorni fa ha distrutto il Lecce, tra l'altro una neopromossa che sta esprimendo un calcio spumeggiante, peggio del Foggia di Zeman. Invece nel mio multi-universo ha fatto un modesto 1-1 con una squadra che ha 2 punti, ha solo 3 gol all'attivo, di cui e potrei continuare, perché, e lo dico senza malizia, perché io provo a volte a fare umili analisi e anche a dare umili suggerimenti, perché molti l'hanno capito, no? Cerchiamo di analizzare il calcio abbattendo i luoghi comuni, affidandoci alle ricordi, alla storia, alla statistica, la medicina, tante cose, ma sempre col sorriso, cercando di avere anche un pizzico di ironia, anche di più che un pizzico di ironia. E questa volta sono costretto a dare un consiglio, non un suggerimento, un consiglio, ed è l'ultimo, gratuito. Io sono una persona pacifica, non faccio causa nemmeno a chi non mi paga. Questo tra l'altro è sbagliato, me lo dicono tutti i miei amici. Dovresti. Sì. I miei colleghi e le mie colleghe spesso sono molto permalosi. Parecchio. Su internet ormai i commenti sono equiparati a qualunque forma di affermazione, come quello che succede nella vita reale. E quindi una persona può essere suscettibile di un procedimento giudiziario o penale
anche appunto ci sono dei commenti, io non devo insegnare nulla a nessuno, Valerio, né da buon liberale tirar fuori dalla caverna in cui si trovano delle persone, il mito della caverna è chiaramente la citazione, vivono felici nella caverna perché io li devo far vivere infelici in la pillola rossa e pillola blu. Però certe affermazioni sono oltre che imprudenti. Cioè dire che io ho diffamato qualcuno, in particolare per esempio Giuntoli, dove tra l'altro c'è nero su bianco un articolo quando tutti volevano la sua testa, tutti, e ha detto questo è molto imprudente. Tra l'altro a questa persona, e io non ho voluto memorizzare il nome perché la mia memoria non può essere impegnata per informazioni totalmente inutili, sia per la gioia che per il mio lavoro, e questa è un'informazione nella mia memoria, lo studio in rosso, totalmente inutile. Sono contento che questa persona era presente quando la società ha presentato il contratto di 2 milioni e 4, 2 milioni e 6, poi le cifre cambiano a Mertens. Però io consiglio, perché poi uno va anche in altri siti, di essere un pochino più educati e saggi e prudenti. E la finisco qui perché io non facevo il gioco, lo scambio della squadretta, mi scuso con tutto il gentilsesso alle scuole medie, figurati se davvero mi metto a fare l'elenco di tutte le cose che ho detto, questo abbiamo preso, questo abbiamo, a parte che servirebbero mesi di trasmissioni. Non so se nella vita è peggio la maleducazione o la stupidità, ancora lo devo capire. Certo, farsi autogol non è bello nella vita come nello sport, perché scrivere che uno non è o dire che uno non è beccata una e il giorno dopo ci dicono purtroppo che si messero fuori 40 se non più giorni, cioè, mi viene quasi da ridere, cioè io la prendo a ridere. Scusami questo prologo, ma veramente un consiglio col cuore, che non meritano probabilmente queste persone, ma lo faccio proprio perché io, da persona non litigiosa, metto in guarda che un'altra persona, se tu l'avessi fatto, e non voglio nominare, ti sarebbe già oggi sarebbe andato, pure se è giorno festivo, dall'avvocato, perché purtroppo alcune parole sono proprio suscettibili. E tra l'altro a mia memoria né Valerio né io non ricordo, non so che abbiamo mai ma assolutamente mai diffamato nessuno, però insomma ciascuno si diverte con i mezzi e i righelli che la natura gli ha dato a disposizione. Qualcuno è un righello molto piccolo, diciamo. Probabilmente, ci dice River Johnny, la maleducazione e la stupidità vanno di pari passo, quindi non devi nemmeno scegliere cosa è peggio. No, piuttosto la partita con Liverpool, che è legata più o meno a quello, perché vengono a pochi giorni di distanza, probabilmente io non ero stato sufficientemente chiaro. È chiaro che, tra l'altro, mi sembrava di essere stato abbastanza chiaro. La vittoria per il Napoli, per una squadra che non ha mai vinto la Champions League, con una che ha vinto 6, ha fatto finale, ha vinto Coppe Intercontinentali, cioè, ha il valore di una vittoria storica. Però devi capire il momento dell'avversario, che il Liverpool, a detta di tutti i giornalisti inglesi, del suo stesso allenatore, si trova in un momento di forma particolarmente scadente, e il nostro allenatore, che allena i suoi ragazzi tutti i giorni della settimana, anche quando si è operato un altro po', ha detto abbiamo fatto partite di gran lunga migliori da queste. Non l'ha detto per ruffanaggine, perché sono perfettamente d'accordo. Sono state partite dove Napoli ha concesso tra nulla o pochissimo in difesa ed è stato più incisivo in attacco. Ecco, in queste partite tu, per migliorare, puoi essere più incisivo e cominci a mettere un bel sacchetto di monete, diciamo, cioè vincere con 5 gol di scarto, che non è né automatico, non ci sta scritto da nessuna parte che Napoli debba asfaltare, però ho detto in questa circostanza, in quella partita, in questo particolare momento dove i due stati di forma sono così discordanti, poteva essere utile. Detto, e queste sbavature, se corrette, ci faranno capire che tu puoi fare un campionato di altissimo livello. D'altronde venivamo da un brutto pareggio con il Lecce e veniamo da un bruttissimo 1-0 con lo Spezia. Non possiamo dire che oggi il Napoli, con tutte le giustificazioni, stanco, quello che vuoi, ha offerto una prestazione brillante, convincente, rassicurante. L'ha vinta di forza, di volontà. Valerio, citazione colta di Mazzo, eccetera, perché sì, tu pensa, Gaetano la può sbucciare bene, diventa un passaggio al portiere, quindi un tiro inoffensivo.
quel liscio ha messo fuori gioco tutti e ha lasciato sul secondo palo all'Imorchio un Raspadori che Spalletti ha detto ha fatto un gol difficilissimo. Io non sono nessuno per criticare. Ha fatto un gol importantissimo, questo sì, caro mister. Un mister che ha criticato, e poi voglio rispondere alle domande, ha criticato apertamente e duramente il presidente, Valerio. Io non ho seguito la conferenza, quindi illuminami. Beh, lui era molto provato per la partita, consideriamo che sarà probabilmente anche sotto antinfiammatori, eccetera, perché Giusto. pochi giochi. Cioè, una partita che è stata stancante da tutti i punti di vista. Tra l'altro si è giocata alle 3, oggi facciamo il caldo, quelle cose che si dicono. No, più che altro noi siamo passati dal calcio champagne. È vero che il Liverpool è in uno stato di forma, eccetera, eccetera, come abbiamo detto, però è il Liverpool, c'è una squadra che gioca a pallone. Poi Salah non stoppava più manco i palloni, e voglio vedere quando ce lo ritroveremo in quelle condizioni, o lo stoppava e tirava in tribuna, perché Salah che ci fa questi regali non l'abbiamo mai visto. E oggi abbiamo visto il calcio al Verona, al Torino, eccetera, con interruzioni continue, e poi come capitò con quella partita col Cagliari e altre, poi vai a fare gol all'ultimo minuto, al penultimo, 88esimo, e viene tutta la voglia di giocare e ti arrabbi se ti hanno dato meno recupero. Non contava tutto il tempo perso inizialmente. Cioè, abbiamo visto un brutto calcio che è il figlio del brutto calcio italiano, perché piuttosto te li anticipo io argomenti di cui vorrei parlare, però vogliamo parlare di cosa è cambiato quest'anno, quando uno dice ok, Napoli non può vincere, cioè è cambiato qualcosa in società, è cambiato qualcosa come elezioni nel Consiglio federale, è cambiato qualcosa nella Lega Calcio, e quando ha cambiato qualcosa per quanto riguarda il mondo arbitrale, cioè noi siamo figli di Fiorentina-Napoli. Non ho visto, non ho sentito, non c'ero. Cioè, nell'universo di Guido Gentile, quella persona sarebbe immediatamente licenziata per giusta causa, perché non è un tifoso, e perché poi capiamo perché Commisso non vedo, non sente, anzi addirittura poi dopo 2-3 settimane ha attaccato Spalletti, cioè, che si è preso per 97 minuti in insulti alla madre 94enne, perché non solo è un tesserato delle giovanili. Io da padre di famiglia non mi aspetto che tu gli insegni 4-3-3 a stoppare bene, mi aspetto inizialmente che tu gli insegni il rispetto per lo sport, per le regole, per gli avversari, per i compagni e per l'arbitro. È un allenatore che insulta una madre 93enne, eccetera, mi crea un senso di inquietudine. Ma ovviamente la società è stata zitta, quindi sta cambiando il mondo nel calcio. Gravina è stato zitto, le televisioni tranne quelle napoletane non ho visto, non c'ero, non ho sentito, però poi vedi a 3000 metri si è toccato l'alluce del giocatore. Il presidente a Fiorentina, dopo 2 volte che mi ha fatto fesso che sbaglio qui, io non ci credo più a quello che infatti, e andiamo avanti. Il quarto uomo non ha visto, non sta sul referto. Il giudice sportivo, ma non c'è sul referto, non lo posso, 15. E quindi parliamone dopo, nel senso, predicare calma, prudenza e godersi ogni singola azione, manco più una partita, sembrerebbe da parte mia un suggerimento e un auspicio di assoluto buonsenso. Se poi qualcuno ci vede del pessimismo, anche qui non è un universo diverso il mio, probabilmente anche il vocabolario mio è diverso. Io ho il dovuto ho, il Grazianti, lui non so che cosa, però va bene così. Oggi sono cazzuto come Spalletti. No, Spalletti ha detto che anche De Laurentiis gli rompe le scatole perché sul fatto che giocano pochi giocatori, alcuni giocatori non giocano. E glielo dice continuamente perché... E non è la prima volta che Spalletti fa una cosa del genere, lo dice che ADL ha delle cose da dirgli. Allora, torniamo leggermente, magari velocissimo indietro, Guido, perché quest'amico DJ Redan, egregio dovete vederla, è sempre una gioia. Comunque credo di aver perso la storia del buono, brutto e cattivo. Me la può sintetizzare in breve? Parere sui nuovi acquisti e perdita di Mertens. Allora, per chi non ha visto il film, visto che devo rispondere, Valerio, scusa, certo. mettesse muto. Perché insomma rovinerei una delle scene più epiche della storia del cinema. Il finale buono, brutto e cattivo in alcuni siti è considerata la sequenza più bella della storia del cinema. Io non amo nell'arte le classifiche, figura,
Comunque è una sequenza che poi si studia nelle università americane per perfezione del montaggio, utilizzo della musica, chiama narrativa, recitazione, tagli di inquadratura, eccetera, eccetera. La genialità che noi abbiamo sempre visto nel West, il duello, o tra due avversari, tra due pistoleri, o tra un pistolero e tre pistolari, diciamo. Il triello 68 è tra tre pistoleri. A questo punto tu ti trovi in una situazione che ciascun contendente deve scegliere quale sarà l'avversario a cui sparerà. Mettiamo che ci siano, io non sparerei mai a nessuno in vita mia, sono contrario alle armi, no? Diciamo per esempio Valerio, Guido e Rita. Ecco, Rita dice: a chi sparo? A Valerio o Guido? E Guido ha deciso di sparare a me o Valerio, e questo vale per Valerio. Quindi già l'idea era geniale. Io lo utilizzai come metafora che nello sport a un certo punto le grandi società puntano, sanno un avversario, ne parlano in società. L'anno scorso tra l'altro Spalletti ci aveva detto, lui come ha detto, perché non puoi far disperdere le energie del 7 ma chiaro, poi nelle televisioni, nelle conferenze bisogna dire quanto di più qualunquista possibile, così tra l'altro fai una gran carriera, no? 7 sorelle, condomini, 11 finali, eccetera, eccetera. Invece non funziona così, perché poi anni dopo nelle grandi biografie degli sportivi trovi la verità, oppure una verità un po' più vicina. Allora ha detto: con me questo campionato sarà un campionato, lo dissi, tra Inter favorita e Milan. Se l'Inter stecca, perché proverà a giocare la Champions, io non ne becco una, come ha detto il signore, no? E perderà punti. Il Milan non andrà bene in Champions perché quarta fascia, e infatti non si è qualificata neanche loro. Detto Marotta, che è un grandissimo dirigente, parentesi, Giuntoli in un'intervista recentemente ha detto delle cose interessantissime, chiusa la parentesi, ne torniamo. E tra l'altro Marotta, poche settimane dopo di questa mia metafora, disse: queste sono le società che e indicò Juventus e Inter. Juventus per rispetto della sua ex società ha detto non è nato. La Juventus si è fatta fuori da sola. Io disse: se ci sarà bisogno, dato che società concentreranno l'energia sul Milan, detto, se dovesse esserci bisogno, qualcosa potrebbe succedere, sempre se non interverrà direttamente De Laurentiis, cosa che è successo, ci farà diciamo puntini. Altro non voglio dire, perché sarei particolarmente velenoso e malizioso, perché era una metafora su quelle che poi diventano strategie all'interno della società per ottimizzare le risorse non solo economiche, ma poi umane, energetiche, psicologiche durante una stagione, perché sono fondamentali, no? Proprio tu punti l'avversario, ho detto concentriamoci su questo, su questi ci penso io, non vi preoccupate. E come, e chiudo, il buono è brutto e cattivo, che il buono ha tolto le pallottole dalla pistola, e chiudo la metafora, di Valerio, e quindi si poteva concentrare. Le buone chiaramente Rita, io sono il cattivo, il bello, no? Diciamo così. Quindi facciamo così la fine. Valerio ha tolto le pallottole da me, che sono il tuco, no? E quindi sa che io sparerò a salve, e quindi si può concentrare a sparare a una sola persona, non è importante. Quindi questa era la metafora Angelo al cinema. Sui nuovi acquisti, che è la cosa più importante invece, sono sicuramente interessanti. Chi li ha osservati, studiati, contattati, messi sotto contratto e diciamo guardati ogni settimana insieme al mister, quindi una persona che ha molti più strumenti, non solo di professionalità ma anche di conoscenza, ne parlo di Giuntoli, che io avrei diffamato, stati attento caro signore. Io che stravedo per lui e temo che vada alla Juventus, no, la follia, va all'universo parallelo questa persona. Ha detto diamogli tempo, e per me, io ti ne indico anche un tempo, un campionato e mezzo, ok, amico Bellino, non 2 o 3 partite ci deprimiamo, è fortissimo, Carles non sa giocare con le piccole squadre, diamogli tempo, e tempo non è una partita, 10 partite, cioè un campionato e mezzo, ok? Chiarissimo. Però sono interessanti, ci sono dei nomi interessanti. Il centrale di difesa ha un altro stile. Andiamo sul tecnico, no? Visto che chiaramente dà meno nell'occhio, perché Koulibaly, quando faceva quei recuperi, che era in ritardo rispetto all'avversario, riusciva a riprendergli il tempo, addirittura anche in scivolata, ovviamente saltava pubblico, sia, diciamo, come si dice nel mio gergo, in sala, che no, detto. La debolezza di Koulibaly era il colpo di testa in difesa.
nonostante era quello che aveva in difesa, in attacco si è fatto sentire, poteva segnare di più per le sue capacità. Quante ne abbiamo presi di gol di testa e anche di interventi spizzati, e che a volte era distratto e perdeva la posizione, probabilmente perché sapeva di avere questa grande capacità non solo proprio fisica di recupero, proprio del timing dell'intervento. Ricordiamo pochissimi, non voglio fare interventi che gli sono costati rigori, come dire. Il nuovo acquisto è totalmente diverso, gioca più sulla fisicità, sull'anticipo, sembra più forte di testa, in difesa, e sicuramente per ora, ma sono pochissime partite, non si vergogna, diciamo così, a volte di rifugiarsi in un appoggio apparentemente meno elegante, più semplice, che sia in calcio d'angolo, per far risistemare la difesa. Però abbiamo visto che reggono molto bene la linea. C'era molta discordanza a volte nel Napoli rispetto a quando giocavano determinati giocatori piuttosto che altri, ed era uno degli errori più frequenti. La linea non stretta benissimo. Raspadori è molto giovane, molto acerbo. Kvaratskhelia, non l'ho detto pure io male, Kvaratskhelia. No, vabbè, adesso è uno scherzo, cioè fai bene a dirlo così. Per ora stiamo vedendo che è molto più incisivo a campo aperto, ha bisogno di più campo e sta soffrendo con le squadre chiuse, ma chi in Italia non soffre con le squadre chiuse? Era, diciamo, del tutto pronosticabile una cosa del genere. Dovrà imparare sia lui e anche la squadra, perché Spalletti comunque già lui come modulo soffre. Oggi tu, ho sentito nella reaction, avevi ragione a dire a un certo punto noi abbiamo bisogno di giocare con 2 centravanti o 1,5. Anche con Osimhen l'anno scorso abbiamo sofferto, abbiamo perso punti. Olivera sembra un onesto giocatore, ma è presto. Ho detto, Guido predica calma, pazienza e anche gioia nel percorso della calma e pazienza, non calma e pazienza a fondo perduto. Diventa anche quello una forma di, oltre che conoscenza dello strumento, analisi del mondo del calcio, ma anche della gioia. È una gioia più prolungata, però non sono nessuno per togliere dalla sacra caverna determinati personaggi. Allora, rispondo a Lello che evidentemente è nuovo, quindi benvenuto, iscriviti al canale. Se non sai del mio privato, vuol dire, perché io ne faccio menzione senza problemi. Io mi occupo di musica negli Stati Uniti, quindi iscriviti al canale. Guido, ho recuperato un po' di messaggi nel frattempo che ci rispondevi, così possiamo recuperarli. Come mai, ci chiede Zeppolone, come mai su molti 1-2 Ndombele scivolava dietro al marcatore a centrocampo, creava una linea di passaggio e non gliela ridavano, ha sbracciato un paio di volte. Ndombele è uno dei temi, Guido, la possiamo estendere questa domanda, insomma, centrale, mezzala, è semplicemente fuori forma, perché allora, Spalletti lo mette dall'inizio? Prendiamo le parole di Giuntoli in una bellissima intervista, e non è ironico, cioè veramente una bella intervista dove ha dato molti contenuti, e quindi cioè, andiamo alla fonte, no? Non il qualunquismo. Ha detto che ha bisogno di vedere campo, che potrà giocare sia a 2 che a 3, ma in questo momento del suo stato di forma, è usato proprio del vedere campo, sarebbe preferibile a 3 come mezzala, ma in futuro non è diciamo problematico anche vederlo a 2. E soffermato più volte su questa situazione, no? Che ha proprio bisogno di vedere campo, è un po' un cul-de-sac, no? Perché se tu giochi poco non entri in forma. Quando stai cominciando a giocare, la gente vorrebbe che immediatamente sei Maradona unito a Van Basten, unito a Beckenbauer, unito a Kroll, unito a Zico, eccetera. Non funziona così. Soprattutto giocatori così grandi, perché giocatori piccolini, Zola, entrano in forma più facilmente. Chi è più alto, ha fasce muscolari più grandi, ci mette proprio fisiologico, ragazzi, non è cattiveria, no? Quindi Giuntoli ha detto questo perché adesso ha proprio difficoltà. Poi giocando di meno è una bella domanda, tu perdi proprio non solo la distanza. Ragazzi, nel calcio di Serie A al massimo livello, per quanto la Serie A è un po' abbacchiata in questo momento, vediamo in Europa, stiamo parlando di frazioni di secondo, cioè a noi sembra la PlayStation, ma quello 220 nel campo nuovo, però diciamo, i campi di Serie A sono da 105 a 110 il San Paolo, quindi sembra piccolino, ma
quando passano una palla sono un isolato di una città, 30 metri, 33 metri, sono un isolato di una media città che ha 3 palazzi, però a noi sembra tutto facile. Quindi è vero, è fuori forma, e in questo momento Giuntoli ha detto che forse la trova più velocemente giocando a 3 e giocando avanzato. Noi oggi l'abbiamo schierato al posto di Lobo. Di Lobo, che è proprio quello che Giuntoli ha detto che sarebbe consigliabile non fare, detto che però potrà fare quando entra in forma. Chiarissimo. Quindi è un'osservazione giusta, spero di aver... ho preso in prestito tra l'altro le parole del nostro direttore sportivo, che ha spaziato a 360 gradi, come dicono quelli bravi. Intervista, c'è stata anche un'ulteriore intervista concessa al Corriere dello Sport, visto che Ivan Zazzaroni, che è un grande professionista, un bravo giornalista, anche qui non c'è nessuna ironia, sono costretto a questo punto a essere più visto questi geni della caverna. Però Valerio ha tirato anche 2 frecciate non metaforiche, ma proprio dirette senza fronzoli a Lombardo. Questa che dobbiamo capire sempre quelle cose che servono per vincere, quello che lo Stato è. Che cosa è cambiato? No. Com'è il rapporto con la stampa? Beh, dalle frecciate di Zazzaroni io userei è un momento di pacifica non belligeranza, che può diventare una pace floreale e andiamo tutti a cena fuori, oppure al primo attrito. Però attenzione, Zazzaroni è un professionista, quando raggiungi la RAI, quello del top, da grande giornalista ha capito, e perciò poi ha chiesto Giuntoli, che Giuntoli è l'uomo del momento, e quindi andava fatta l'intervista a Giuntoli, però poi ha detto devo ringraziare, sì, perché ormai noi dobbiamo ringraziare, si trova su internet, perché degli attriti e delle scorie, ricordiamo anche Giordano, che non possiamo proprio dire che sia un giornalista, Antonio del Corriere dello Sport, ostile o velenoso con Napoli, serissimo, precisissimo, equilibrato, calmo. Ci sono stati degli attriti l'anno scorso, quindi siamo in uno stato di quiescenza. Allora Valentina, io qua unisco 2 domande che riguardano più o meno l'arbitraggio ma anche l'atteggiamento dello Spezia. Che ne pensa della prestazione dell'arbitro? Secondo me c'erano diversi falli da ammonizione per lo Spezia, mentre il primo giallo mi sembra sia arrivato su Elmas nel secondo tempo, e ci aggiungo, dallo stadio si percepiva il voler perdere tempo dello Spezia fin dal primo minuto di partita. Hanno cercato di innervosirci fin dall'inizio. Gestione? Questa è la gente bellina, Valerio, domande precise, senza malizia. Allora, secondo me, e lo dico per il bene dello sport, non c'entra il Napoli, e ti rispondo subito, urge immediatamente, ma ieri, non domani, che domenica, quindi, e poi lunedì, ieri, una riunione, perché ok, i buoni propositi, quello che era, però sappiamo che il male dell'arbitraggio è questa famosa divergenza di arbitraggi, quindi non un'uniformità, perché magari ci fosse. Si è detto non rigorì, si è detto rigorì, un termine orrendo, ma cito, si è detto facciamo giocare di più, ma dobbiamo anche capirci che significa, cioè devo ammazzare tutta una famiglia e finalmente fermi in gioco, chiaramente non mi permetterei mai per dire, perché stiamo vedendo molta difformità di arbitraggio e molta confusione, e di nuovo poi rischi che squadre che vogliono provare a fare la partita possono inciampare già in una prestazione meno brillante per uno scampo, ma anche in un arbitro che è meno attento perché poi nei primi 15 minuti tu devi dare l'indirizzo, intervenire, poi diventa tardi, e nel secondo tempo tardissimo. Su Elmas ti rispondo, e tra l'altro è stata fatta anche a Spalletti, e Spalletti oggi è stato particolarmente preciso e per nulla buonista su Elmas, elogiando non solo la bravura, l'impegno e le capacità tecniche superiori del ragazzo. Secondo me oggi non ha trovato la distanza in campo.
dobbiamo dire, sai quando tu non trovi la tua zolla e diventi dispersivo. Io non ho mai bocciato Elmas perché che so a fare ancora oggi, dobbiamo dire, proprio non ha trovato, no, le zolla e quindi non è stato incisivo. Spalletti ci ha detto, io oggi voglio affidarmi ai nostri leader carismatici, l'allenatore, il direttore sportivo, cioè, ha detto che forse in questo momento, rispetto forse al passato, ci aggiungo io, posso sbagliarmi, sta un po' soffrendo il minutaggio, perché forse ha bisogno pure lui, Elmas è cresciuto proprio fisicamente, ormai sarà 1,82 per 82 kg e diventa un bel armadietto pure. Sì. E quindi io mi fido del mister, però oggi senza bocciare non sa fare nulla, è scapocchione, cioè, perché poi tra l'altro non Belello dobbiamo aspettare e Baccaglio era un palo della luce. Allora io sto ancora aspettando Zelischi per quanto sono buono e paziente, quindi però oggi il ragazzo è stato dispersivo ed è un peccato perché lui a volte, e l'ha detto Spalletti, quello che io sono anni, è ancora più qualità, infatti lui ha detto può essere non solo il vice Zelischi, ma se Zelischi, se gli do più campo è contento perché ne trae beneficio, Elmas non ne ha bisogno perché riesce a essere incisivo e andare fino in fondo. Oggi non è stato né incisivo in questo e nemmeno, diciamo, gran filtro a centrocampo. Ci può stare perché quanti minuti ha giocato Elmas fino adesso? Andiamo a vedere, così facciamo gli scientifici. Elmas ha giocato 247 minuti, però a parte una partita 59 ha fatto 27, 26, 32, 26. Non sono robot. E sono minuti precisi, con i recuperi sempre, sia del primo. Quindi se li vogliono segnare poi fanno i conti alla fine. Tore Falanga, che ringrazio tantissimo, arrivato da poco, un saluto Guido. Macvara e Raspadori potrebbero a volte scambiarsi di posto in partita? Fa stranissimo dirlo, ma ottimo Mario Rui. Ma questa è una domanda intelligente, invece fa stranissimo, perché noi questa capacità di variazione tattica l'abbiamo abbandonata con Rafa Benitez, che pochi ricordano, cambiava di fascia anche Caion. Sulla memoria. No, qua facciamo vivo in un universo sicuramente sbagliato dove non ricordavo che avevamo vinto 82 scudetti. Poi abbiamo avuto il maestro Sarri, non fascia, Zolla non potevi cambiare, cioè ti urlava se superavi la linea di demarcazione prevista e anche con Ancelotti il centrocampo e soprattutto Fabian fu il giocatore più liquido che lo mettevamo da tutti i po'. Abbiamo sulla un po' fascia, come no? E invece bisogna vedere innanzitutto se lo possono fare, se hanno la predisposizione, però le grandi squadre sia a volte per contenere un avversario, sia a volte per non dare i famosi punti di riferimento, hanno queste variazioni tattiche anche a volte cambiando di fascia, gli stessi interpreti in quel momento della partita, nel senso che chiudo, senza ancora arrivare ai cambi, noi 5-3 cambi, si cambiano di posizione perché vedi che è diventato un lato più forte quello, quindi hai bisogno di un giocatore che ti tiene più alto l'attacco e più basso il difensore di riferimento. È una domanda che potremmo girare al mister. Il punto è, e non voglio eludere la domanda, è che sono due giocatori giovanissimi come storico del Napoli, cioè sempre per citare ho aperto il file perché qua per chi non l'ha capito e sta nella caverna ci basiamo su numeri veri, perché poi faccio filosofia, troppi numeri, mettetevi d'accordo voi nelle caverne col cervello. Cara ha giocato 72, 73, 63, 41, 73, 69. Quindi si vede che a prescindere a questo punto, Valerio, dall'esito della partita c'è proprio uno studio sul campo di sostituzione di Raspadori. La prima partita non era ancora un tesserato del Napoli, cerco di essere preciso, e poi sono stati 0 minuti, 32, 48, 26 e 98. Se poi dovessimo incrociare a questo punto i minuti, sarebbero, dove hanno coesistito i due giocatori, sarebbero ancora di meno. Quindi c'è bisogno di tempo.
Chiarissimo. E questo già stavi cominciando praticamente a rispondere a Giacomo che ti chiedeva, immagino sia presto, però nei tuoi Excel... Io ho aggiornato quando Valerio mi ha scritto, e io educatamente gli ho detto è meglio che non vengo perché dovrò fare un intervento. No, ho detto no, libero. E ha detto però fammi finire di aggiornare perché io non me li aggiorno a fine mese, eccetera. Sono abbastanza rompiscatole con me stesso. Io ho detto la sfida, e voglio essere preciso con queste persone, non è con nessun collega. Tra l'altro io per mestiere pagato faccio altro, parentesi, Valerio, ieri notte, che doveva essere uno degli ultimi appuntamenti, bellissimo, mi hanno prolungato il contratto creandomi un grosso problema, perché io adesso finirò una cosa quando ne devo iniziare un'altra e non sono un ettrino, chiuso con il campionato, cioè il campionato mi sfida, se tu la sfidi a fine anno, corretto, però mi voglio aggiornare partita per partita, cioè io ti posso dire, Valerio, partita per partita, dati numerici, che noi abbiamo il solito problema, cioè il Napoli ha tirato 98 tiri, 29 nello specchio, che ve lo dico a fare che è la squadra che quest'anno il Retina Vlahovic è la squadra delle 7 8 26%, 85. C'è un attimo di lag, Guido. 5 tiri, c'è 20, un attimo. Il Milan, scusa. No, non è colpa tua, okay. c'è un attimo. Riprendiamo. Senza considerare la partita di oggi, perché non sarebbe a questo punto un Napoli avrebbe una partita in più rispetto agli altri squadre. Napoli rispetto alle 7-8 squadra che tira di più, 98 tiri, ma questo no. No, allora ti rimuovo tremendamente e ti chiedo di rientrare in modo tale che magari facciamo un recupero della connessione, perché è un peccato se poi non si capisce il concetto chiaramente. È chiaro, si stava parlando della percentuale realizzativa, dei numeri di tiri, quindi cerca di chiudere proprio la pagina e di rientrare in modo tale che magari proviamo a migliorare la connessione. Nel frattempo qualcuno dei moderatori andate a ringraziare, cioè, copiate, riscrivete, ringraziate Joe Carvelli, che è Giorgiano che ci viene a scrivere, e vediamo se riusciamo a recuperare. Riproviamoci. Device non connesso, perché c'è mezza connessione che è rimasta così, fino a Vlahovic non si è sentito, esatto, e quindi c'è uno bloccato qua. Ok, perfetto, quello se n'è andato e quindi così posso chiccare from lo studio e quindi può rientrare adesso. Scusate ragazzi, è tutto live, quindi recuperiamo tranquillamente. Nel frattempo leggevo un pochino di cose del Torino che pare stia meritando di passare in vantaggio, ma non ci riesce. Belle zone a funghetto, che bellezza, mi fai venire voglia, Antonio, mi fai venire voglia. Don Belé, a mio avviso, la nota più negativa, ma nel frattempo dovevo ringraziare, se non sbaglio, anche Francesco Fucci. Sta andando tutto malissimo. Ok, Guido mi dice dispositivo non connesso, adesso si sta connettendo e forse riusciamo a recuperare. Non ho ancora sentito la solita frase squadra cinica, anzi stiamo cercando di analizzare gli errori, forse davvero stiamo crescendo. Francesco, se facessero tutti così. Vediamo, riproviamoci con Guido, che c'è stato un momento di connessione un po' ballerina. Penso che è ancora ballerina, quindi leggo ancora un messaggio o qualche messaggio. Ndombele e Raspadori fuori dal gioco. Ndombele sicuramente, Raspadori era all'interno del gioco ma ha sbagliato molte cose anche tecnicamente, cioè proprio anche certi tiri, certi tentativi di dribbling. Stiamo ancora ballerinando, esatto, è il bello della diretta, Angela, tu lo sai bene, che segui sempre da una vita senza mai
senza mai venir meno. Di Canio diceva, leggevo questa cosa di Valentina, che Ndombele in Premier, quindi al doppio della velocità, faceva fatica davanti alla difesa, quindi potrebbe essere un problema di caratteristiche più che di forma. E probabilmente sì, lo vedremo sul lungo. I georgiani sono alieni anche nella scrittura. Pure tu però, Massimo, devo dire che sono alieni anche nella scrittura, quindi anche tu sei un po' alieno. Ovviamente ci sono proprio dei caratteri diversi, un carattere di carattere. Speriamo di riprendere Guido. Nel frattempo leggiamo qualche altro messaggio. Ciao Guido, ciao Valerio, non ho visto la partita, quindi vi giro la domanda: come abbiamo giocato? Questa è proprio la domanda delle domande. Luigi, non benissimo, la stiamo proprio analizzando. Il Napoli ha sprecato molto, non è arrivato pulito, ecco, ai vari tiri che abbiamo fatto, perché poi abbiamo visto anche gli XG che ci propongono un Napoli che un paio di gol li doveva fare, ma vedete i pallini come sono piccini, quindi non hai creato delle azioni pulitissime. Per fortuna uno dei peggiori, vediamo se riusciamo a recuperare Guido nel frattempo, uno dei peggiori alla fine l'ha sbloccata e ci è andata molto bene. Propongo uno starnuto ogni volta. Grande Camilla, sì, è stato il momento proprio dello starnuto dove arrivava la palla a Gaetano ed è successo l'impossibile. Raspadori, 35 milioni, veramente non vedo una logica, speriamo non sia così, ma ad oggi mi sembra questa la verità. Francesco, anche qui ovviamente sì, è chiaro, se ci confrontiamo con quanto è stato pagato. Guido, ancora benissimo, devi solo collegare a quanto pare il microfono e la cam, cioè sei dentro ma non risulta il microfono e la cam. Adesso forse sì. Ci abbiamo un po' di problemi. Non possiamo parlare di tattica, ha detto Spalletti. Adesso chiudiamo. Noi, Spalletti lo deve capire, noi ne parliamo sempre con la modestia. Guido, pure mi sembri frizzato, ma proviamoci. No. Internet sta sabotando Guido. Lo Starno Goal. Io quei tre insieme li vorrei vedere sempre, Lobo, Zambo e Zielo. È un piacere per gli amanti del calcio ed è incredibile che si capiscano così bene. Parlano la stessa lingua, sicuramente si conoscono, non è neanche un caso, ragazzi, che questi tre almeno hanno un anno alle spalle di allenamenti, di lavoro con Spalletti. Ora inserire i nuovi, inserire Ndombele, inserire Kvara, inserire Raspadori, ci vorrà un po' di tempo. Dobbiamo essere pazienti, sicuramente. Ci riprovo, Guido è sempre bloccato, niente da fare. È un peccato, ma io non mollo. Abbiamo ancora qualche minuto di live. Ciao Vale, Ndombele sarà questo di gennaio, sarà devastante. Speriamo, Gregorio, speriamo che entrerà in forma e quando sarà più in forma potrà essere un acquisto all'Anghis. Speriamo bene. La partita perfetta da guardare avendo... mi dispiace Giovanni, ma riprenditi subito, riprenditi al più presto. Nel frattempo altri messaggi che avevo recuperato, che erano domande per Guido. Piacevole conversazione nei commenti dell'ultima live. Volevo chiederti per quanti anni credi che lo scudetto se lo contenderanno Milan e Torino. Ti posso rispondere anche io, sarà bello quando questo verrà meno, questo dominio assoluto di quelle due città, che poi significa 3 squadre. Lo so, farebbe male al napoletano dopo tanti anni di dominio Juve, si affaccia l'Inter, poi viene meno l'Inter, si affaccia il Milan e tu dici vabbè, però almeno sono quelle là. Non so quanto ci farebbe piacere la vittoria di una Roma o di una Lazio, di un'altra squadra prima di noi, che poi dici ma loro proprio solo noi non possiamo, finché vincono sempre quelle tre, tu dici vabbè, vincono sempre quelle tre, non ci puoi fare niente. Se poi si affacciasse pure la Roma, la Lazio o qualcuno del genere, vediamo, forse, ecco, sì. Ciao Valerio. Ciao, qui dai sistema, ne sta arrivando anche un altro, ma va bene così, lo lasciamo nello sfondo quell'altro. Senti, Aia.
Risolto, ok. Unmutiamo, perfetto. C'è stato un po' di feedback, ci può stare. C'era una domanda? Aia. Allora, aspetta. Qua devo chiccare. Ok, perfetto. Sì, vabbè, la domanda delle domande è questa qua. Per quanti altri anni credi che lo scudetto se lo contenderanno Milano e Torino? Bah, se non cambiano le cose, per sempre. Semplice. Allora, intanto c'era stata una domanda specifica, a questo punto non sono impreparato, ti ho mandato subito un file. No, non è un pessimismo, una provocazione, ma cioè, da quanti anni non vince lo scudetto il Torino? E stiamo parlando del Torino, che è una squadra gloriosa. Da quanti anni non vince il Bologna, che è una squadra meno gloriosa? Il Torino, stiamo parlando di una squadra veramente gloriosa. E comunque è una città importante. La Fiorentina, il Genoa è nella notte dei tempi, no? Però ci si dimentica che non c'è solo il Napoli, cioè il Torino mi sembra ferma 7, no? Però il Torino, cioè noi negli anni 80 c'è stata una equa distribuzione, quindi c'era la possibilità che veramente una volta ogni 15 anni la Fiorentina vincesse, la Lazio, poi il Torino. Noi dall'avvento del calcio industriale, che adesso è diventato finanziario, quindi dopo Italia 90, dal 91 è finito tutto, hanno vinto 3 squadre e il giubileo di ecclesiastico con la Roma e la Lazio. Tra l'altro supportati uno da un gruppo industriale importante che poi è fallito e l'altro dalla famiglia Mesensi. Mi si chiedeva dei minuti, te li ho messi in ordine di minutaggio, non in ordine alfabetico, quindi ho già cambiato. Sono ovviamente campionato UEFA Champions League, Coppa Italia 0 e la somma. Poi ci sono anche i gol segnati nelle 2 competizioni, i giocatori in quel colore che tra l'arancio e l'arancio sbiadito sono stati ceduti, però per esempio Ounas, perché lo sbagliavo pure io e venivo bacchettato giustamente da Valerio, Ounas perché è la pronuncia francese, ha fatto 24 minuti, quindi questi mi era stato richiesto e io accontento immediatamente. Le domande intelligenti vanno. Quindi clamore dei clamori di Lorenzo primo in questa classifica. Come ha giocato tutti i minuti insieme all'unico che ha giocato tutti i minuti insieme a Di Lorenzo, il portiere, perché se poi ti mando i parziali con tutti là, però poi ci ho già mandato i totali, cioè. Benissimo. Abbiamo identificato una cosa che abbiamo in realtà identificato vedi che anche l'anno scorso. 112 minuti, no? Ha detto sono ancora pochini, mi sembra, no? Sì, sta al 17° posto 112, insieme. Ricordavo, insomma, deve ritrovare la gamba. È chiarissimo. Allora, vediamo, c'era una domanda tra le altre. A Francesco ho già ringraziato, non ha ancora sentito la solita frase squadra cinica, anzi stiamo cercando di analizzare, forse davvero stiamo crescendo. È quello che ti stavo dicendo, bravo, vedi, vieni a me però, e poi purtroppo è caduta, forse per colpa mia, togli il forse. E quindi non so se l'aveva sentito lo zoppicante Guido, oppure siamo in sintonia. Rullo di tamburi, dopo l'anno scorso una parentesi dove abbiamo perso il primato che avevamo avuto per 10 anni, che, ripeto, perché sono costretto a ripetermi che non so se si sentiva, eliminando la partita di oggi perché non ci sarebbe un confronto omogeneo con le altre squadre, in quanto il Napoli avrebbe una partita in più e i confronti vanno fatti tra insiemi omogenei, prima elementare, diciamo, cosa che nel calcio invece ce lo dimentichiamo e questa cosa mi ha sempre fatto sorridere. Alla quinta giornata il Napoli ha tirato 98 volte, di cui 29 in porta, e ha il 41% di realizzazione, il 12% diciamo generale. Delle 7 sorelle, 8, 9, non si è mai capito, abbiamo incluso anche la Fiorentina. Rullo di tamburi, per ora, visto che ha perso anche il centravanti, la Fiorentina ha il 4,7% di realizzazione, ha tirato 85 volte, poco meno del Napoli, 25 in porta, ma 4 gol. Ovviamente il maestro Sarri, che tranne nel Napoli, ma forse erano anche i giocatori,
non ha mai avuto questi record in attacco e in difesa. Infatti, come l'anno scorso delle 7 sorelle era quella che tirava di meno, e quindi si conferma, quest'anno il Napoli ha tirato alla quinta giornata 98, ricordate, la Lazio alla quinta giornata ha tirato 48 tiri, a metà, ma ben 23 in porta, il Napoli 29, questa maledetta che io indico sempre, percentuale realizzativa, e ha fatto 7 gol. Napoli però l'ha segnato tanto, ma la percentuale totale, quindi considerando tutti i tiri, non solo quelli nello specchio, della Lazio è il 14%. Ve le cito: 12 il Napoli, 15 Atalanta, 4,7 Fiorentina, 12 l'Inter, 12 Juve, 14 Lazio, 12 Milan, 7 la Roma. Quella, diciamo, considerando il rapporto tra specchio e gol, 41 il Napoli, molto alta per ora, insolita, 39 Atalanta, 16 la Fiorentina, 31 l'Inter, 47 la Juve, che è molto brava a ottimizzare quelle questi numeri io li racchiudo così: Serie A scarsa, assolutamente, cioè, tutte le squadre hanno dei numeri che non possono essere di grandi squadre, esattamente, e sono numeri scientifici, attingendo poi il database è, perché la fonte è importante, non è Gazzetta, no, il database è sito ufficiale della Serie A. Questo è importante perché quando si fanno i campioni, bisogna sempre, e io sono comunque di provenienza scuola economica, diciamo, lo dico, siccome una persona ha detto quel tizio, come si chiama, io avrei un nome, cognome, qualche titolo di studio e un'iscrizione professionale, però non fa niente, non sono permaloso. Però invece a chi vuole crescere e divertirsi anche col sorriso, ricordiamoci, non li prendono dai vari giornali perché c'è molta appunto difformità tra i numeri. No, il numero sono quelli che poi di tutti i report che vengono pubblicati, me li scarico, me li archivio, eccetera, e me li vado anche a ricontrollare perché ogni tanto li correggono e ti trovi un tiro in più, un tiro in meno. Vedete che lavoro pazzesco, cioè, quindi la fonte è quello. E poi una volta che tu ti imposti il programma, ci vuole la santa pazienza, giorno per giorno, ora per ora, per inserire tutti questi dati. Okay? Guido secondo me sarebbe un contendente per il fantacalcio veramente tremendo, ma andiamo avanti. Fabio ti chiede un commento di Guido sul presunto rigore per lo Spezia. Ci sono molti tifosi di altre squadre. È una domanda logica con quello che è stato detto prima, no? Se si è arbitrato in quel modo, almeno è del tutto logico che quello, visto che sono stati, diciamo, non ignorati, considerati non falli, neanche il giorno di ammonizione di nulla, alcune cose, quello non esiste, e comunque, diciamo, non esiste. Spalletti comunque, poi tu sei bravissimo per impegno, abnegazione, ogni comprensività di tutte le trasmissioni, eccetera, quindi figurati se non ti recuperi, non puoi pure, tu non sei un ettrino, no? La conferenza di Messi Spalletti. No, oggi è stato durissimo Spalletti, cioè aveva qualche dente avvelenato e siccome glielo stavano per chiedere, lui ha detto non è rigore, che tifosi degli altre cose non mi interessa. Sapete qual è ve l'ho già detto, la mia scuola di pensiero è che a me interessa che parli l'arbitro di quella partita, gli posso fare la domanda, lui mi spiega e non ho nessuna teoria del complotto. Anche altri arbitri, altre trasmissioni, non mi interessa perché lui è quello che ha arbitrato, che ha visto, valutato e mi può spiegare, perché era non solo presente in campo, è quello che ha preso la decisione. Tutto il resto Perfetto. È la filosofia di cui io sono accusato di fare filosofia con i numeri. Bellissimo. Quanto sarebbe semplice, domanda alla giornalista, ma quanto sarebbe semplice togliere tutte le polemiche facendo parlare il diretto interessato? Semplicissimo. Sì, e non lo vogliono fare. Semplice, e questo poi crea anche per me malessere, che sono, come vi ho spiegato, la persona più distante. Ho citato uno studio in rosso non a caso, per chi, spero poche persone lo sapessero, è il primo romanzo a Stadium Scarlet, il titolo originale Sherlock Holmes, dove Watson non capiva che cacchio di lavoro facesse quello, e lui gli spiega come funziona la memoria umana secondo lui, che è questa grandissima stanza dove tu conservi un po' di tutto. A un certo punto questa stanza comunque si riempie e tu sei costretto a eliminare quello che non ti serve. Ecco perché a me non serve sapere il nome, la professione, quello che fa nella vita quella persona che mi ha insultato, non mi serve per il mio lavoro. Bellissimo. Sarebbe una annotazione in più che la mia memoria è costretta a immagazzinare. A ricordare perché non puoi disricordare. No, se no poi effettivamente come il buono, il brutto e il cattivo ce lo trasciniamo. Ecco la citazione, in questo caso non è cinematografica, è letteraria.
Visto che di Elmas abbiamo già parlato, un pensiero sul Ciuchi, un abbraccio dal Messico da Alessandro Cioffi, perché Ciuchi non riesce a incidere così tanto? Sta in una fase... Allora, questa è un'altra domanda onesta. Noi l'anno che l'abbiamo visto che è partito con il piede giusto, non si è fatto male, lì sembrava un'ira di Dio, dove era o gol o fallo, ammonizione, oppure l'arbitro non fischiava ma aveva superato l'uomo, e sappiamo che l'anno di Gattuso, ma non è un Gattuso out, uno è bravo, è bravo. Poi lui l'altro anno ha avuto quell'infortunio, ragazzi, tra me, quello ha rischiato tra morire e perdere un occhio, e poi altri infortuni. Effettivamente siamo tutti curiosi, nel senso più sereno e nobile possibile, di vederlo all'opera per 38 partite, poi qualche volta a riposo, eccetera, in santa pace, per capire se poi ha questa esplosività, questa incisività, questa brillantezza, questo spunto, che tra l'altro in Serie A, che è abbastanza modesta, fa la differenza, o effettivamente, a prescindere dagli infortuni che ha avuto, è molto discontinuo. Però lui ha avuto parecchi l'anno scorso, tutti traumatici, non muscolari, quindi non che corre male, la postura sbagliata, cioè parecchi saranno sfortunati e hanno inciso, e poi giocava molto di più Politano. Siamo curiosi perché nella nostra rosa appare che abbia qualche qualità tecnica leggermente superiori, non è che abbiamo in Serie A tutta questa qualità in Serie A e anche nel Napoli, quindi intanto non buttiamo via quella poca che abbiamo nella nostra rosa. Si tratterebbe di capire, intanto Osimhen si è fatto male subito, come ho detto, e per parecchio tempo, perché tanto sta fuori partite importanti, la sfida con il Ranger, con l'Ajax, con Milan, che è una sfida già che ti indirizza, come l'anno scorso la Roma, su una strada piuttosto che un'altra. E ti dico un'altra cosa, un tema che poi non viene mai affrontato, però l'anno scorso vedevamo i numeri. Io voglio vedere all'opera il più possibile, perché devo capire se poi questo è un ragazzo che ha la stoffa per incidere seriamente, perché Osimhen non segna con le grandi squadre. Sì, dice spacca le partite, però non segna con le grandi squadre. Diamogli tempo, e io lo voglio cominciare a vedere. Più che altro diamogli più partite con le grandi squadre, perché non le ha fatte tutte. Visto che non c'è Mertens, quel signore era presente in stanza quando gli hanno offerto il contratto, non ci sono più alibi, e siccome Spalletti gioca con lui e non vorrà giocare, tranne veramente casi disperati, con la doppia punta, dobbiamo capire di che passo è fatto. Intanto è un po' disarticolato nella corsa, e forse anche per questo subisce troppi infortuni. Marek correva molto bene, non perdeva il passo e tirava bene, e se ci pensiamo Marek non ha mai avuto infortuni muscolari. Lui ha avuto 2 infortuni, quando gli ruppe il piede e poi lo ruppe di nuovo Gargano, e una bruttissima tonsillite che aveva tenuto nascosto, poi finalmente si operò. Perché anche non solo l'allenamento, la dieta, ma anche un certo tipo di postura ti può portare a avere nel tempo microtraumi e poi infortuni. Lui sembra che deve spaccare il mondo ogni volta, e questo è nobile da parte sua, però si fa male un po' troppo. Vero. Angela ti chiede: come hai visto Meret oggi? Secondo te quella palla che non sarebbe entrata poi dopo comunque potrebbe essere colpa del nostro portiere o di Marittiello lui? No, ma Meret quest'anno farà bene. Siamo sereni, non ci costruiamo o creiamo fantasmi. Nel corso di 90 minuti, 98 oggi, sì, 98 compresi i recuperi, 2-6 per essere scientifici, ragazzi, ci può stare in una partita. Mi sembra che sta acquistando un pizzico di serenità, ha bisogno di un'altra parata importante. Ecco, per esempio, se uscisse da una grande prestazione a Milano sarebbe molto utile. Meret, sempre per citare Giuntoli, io oggi voglio proprio citarvi la fonte, che chiaramente, come insegna il maestro Benitez, ogni tanto si deve dire una bugia. Benitez non disse il calcio è bugia, che ogni tanto dobbiamo dire le bugie per difendere i nostri
Ma allora vuoi distruggere tutte le frasi fatte? Nemmeno No, uno è molto diverso. E poi si riferiva, poi ho dovuto difendere Lopez, eccetera. Che lui diceva, no, Meret però ha avuto tanti infortuni, anche lunghi, l'abbiamo preso e si infortunò, ricordiamoci la mano, e saltò tante partite, ed è vero, ha citato anche il numero esatto di partite, è giunto lì, insomma, il nostro ma non aveva citato che lui l'anno prima in Serie A aveva saltato mezzo girone. Poi ha perso la titolarità, ma Meret non è scarso, è una questione lì dove, cioè, tecnicamente, anche se deve un po' migliorare su certe cose nelle uscite, cioè dove è debole Meret, che non è forte, sicuro, e la spina era veramente Garibaldi nelle uscite. Però ci può stare, non i piedi, il gioco di piedi, questa è una banalità. Bisogna capire, perché più di un allenatore ha messo in dubbio questa cosa, se ha la personalità di reggere la porta del Napoli, non i mezzi tecnici, atletici e fisici, quelli ce li ha, e sicuramente migliorerà, anche perché tutti hanno preparatori dei portieri, come si chiama, poi il Napoli c'è una grande tradizione, e questa è la vera chiave di lettura, e lui è venuto meno nel corso delle ultime stagioni. Però se dà prova di avere una grande personalità, è uno che uscirà, ma dobbiamo vedere questo aspetto, perché è stato messo in discussione segretamente da più di un allenatore, a questo punto anche da Spalletti. Alla fine Meret non è andato in prestito nemmeno nello Spezia, ragazzi. È chiaro. A Raffaele praticamente abbiamo risposto che ci toccava l'argomento Osimhen. Spalletti rinnova a fine anno, potrebbe essere più nervoso dell'ambiente Napoli di quel che sembra? Altra domanda che io avevo previsto con Valerio. Comunque, per rispondere a Matt, possiamo dare un concorso di colpa, decidete voi 60 e 40, 35 o 50 e 50 tra Mario e Meret. Però, ragazzi, nel corso di una partita, anche con una squadra che lotta per non retrocedere, una sbavatura ci può stare. Non stiamo costruendo un calcio nell'analisi, nel tifare, eccetera, di molte persone che stanno nelle caverne, molte persone infelici, molta nevrosi. È chiaro che se tu fai 50 errori in una partita, quel giorno hai sbagliato partita. E poi la cosa importante non è quell'errore, come nel corso del tempo tu vedi che determinati errori li hai corretti. Questo noi dovremmo vedere, scusa, così sono stato più preciso, una domanda che era intelligente. Noi dobbiamo vedere nel corso del tempo come esce Meret. Per esempio, in qualche partita precedente io ho visto delle uscite alte, fece un'uscita alta oltre la linea dell'area piccola, sia laterale che diciamo quella di lunghezza, che è molto rischiosa andare oltre quella linea, che mi piacque molto. Nessuno ne ha parlato perché non è il grande intervento, non è la bisettrice, ma lì tu devi prendere una decisione. Lui l'ha presa, non ha avuto a un certo punto a metà strada quel centesimo di secondo di dubbio, dove se tu ti sei fregato perché concedi il gol di testa facile. Ho detto, quella cosa mi è piaciuta perché negli altri anni non gliel'ho vista fare. Ok, allora se dobbiamo guardare Meret con serenità, vediamo le cose nuove che fa nel bene, eventualmente nel male, no? E se degli errori, e speriamo il meno possibile, poi vengono corretti. Calma e gesto. Io predico sempre calma e pazienza. Poi non vengo capito. Scusa, c'era... Figurati, lo recuperiamo il messaggio di Alchemike, ma voglio approfittare per salutare Hikaru, il nostro tifoso giapponese che si è collegato. Non so. Sono domande belle, molto che si va sulla partita, sulla tecnica, non si offende nessuno. Strano, perché poi invece ci mettono in bocca, com'è che sciacquatevi la bocca, ma no, che termine, quando quelli là che c'era la mia amata Sicilia l'altro giorno, scusate, alleggerisco un po', che ridevamo sul fatto della gente che dice e non ne parliamo più e che ne parliamo a fare? Che ne parliamo a fare? E dice sì, sembra Totò quando dicevo ho detto tutto e non diceva niente, ma che ne parliamo? Sono frasi la frase è pure ma di che parliamo? Quella pure mi dà fastidio. Sì, ma sono frasi odiosissime. Recupera, scusa, c'era una domanda a cui... No, salutiamo Hikaru che fa un po' di ironia su Don Belé Bakayoko, e questa domanda su Spalletti, il rinnovo a fine anno. Ragazzi, c'è anche Giuntoli scadenza. Vedi come è un contratto più importante, perché quello che di 5 anni in 5 anni tu dai continuità. Nel senso che, la voglio spiegare, ragazzi, se vogliamo andare appresso alle caverne, andiamo appresso alle caverne. I matrimoni si fanno in 2,
nel senso che De Laurentiis potrebbe avere tutta la volontà. Io su questo non so nulla, solo la grande paura che succeda questa cosa qui, che lui può dire ti rinnovo il contratto a queste condizioni. Giuntoli potrebbe anche dire sento di aver dato il massimo in questa squadra, in questa società, voglio andare verso nuovi orizzonti, pur accettando, nel senso, la gratificazione per la stima di un rinnovo di altri 5 anni anche a condizioni interessanti. Cioè, quindi lui potrebbe, anche di fronte a una proposta di rinnovo, non avere più la voglia legittima da professionista, ha detto voglio provare a cimentarmi con un gradino, una sfida più alta, no? Oppure De Laurentiis vuole cambiare, cioè vuole azzerare anche da lì, non lo sappiamo, però quel contratto, e a volte, tranne capace di test di De Laurentiis e il direttore sportivo che sceglie, indica l'allenatore, quel contratto è molto più importante, non dico propedeutico, ma è molto più importante, perché si può essere o meno il rinnovo di Spalletti, ma metti che non c'è, se non c'è manco il direttore sportivo, chi sceglierà il nuovo allenatore? Quindi noi abbiamo 2 punti interrogativi, non solo quello di Spalletti, quindi non che sto eludendo, detto, però ce ne abbiamo 2. Spalletti c'è un'opzione per rispondere unilaterale, di cui per ora non conosciamo, perché poi perde il Napoli, si sono riuniti, hanno parlato 75 minuti, hanno detto questo, come se fossero tutti presenti, come quello nella caverna che ha visto il contratto lì, però per esempio non sappiamo quali sono queste condizioni. Se è un raggiungimento per l'ennesima Champions League, c'è il rinnovo automatico, allora c'è la proposta unilaterale della Laurentiis che può avvalersi e fare un prolungamento di un anno, quindi non è bilaterale, ma anche lì non è più d'obbligo come era per Benitez, è cambiato. Bisogna vedere. È chiaro che se Spalletti riconferma il terzo posto, che è sempre saltato per quanto mi riguarda eccezionale, altro che Pesini, la vedo difficile, ma anche lui potrebbe sentire. Quindi stiamo in un anno che può essere un anno di trampolino per un ulteriore anno importante, un anno di salute, un anno di transizione, però siamo solo alla 6ª giornata. Nel frattempo ci confermano il finale a Milano dove l'Inter batte 1-0 il Torino, si parla di fortuna, non sanno neanche ragazzi, qua però dobbiamo essere onesti, dobbiamo equiparare io non l'ho vista la partita. Allora, facciamo una distinzione. Sia Inter che Napoli arrivano alla vittoria negli ultimi minuti, probabilmente il Napoli ha meritato per la mole di gioco in attacco, e mi dicono, perché non l'ho vista, che invece il Torino ha sprecato qualche occasione in più, quindi la facciamo una distinzione, però tutte e due l'hanno svangata alla fine. L'anno scorso, nei miei vaneggiamenti assurdi, dissi teniamo presente che secondo me 80 punti, tranne che veramente non succede qualcosa agli alieni, come si chiama, sono una quota che ti garantiranno l'accesso in Champions. Pur se dovesse essere molto alto la quota al campionato e tu entri come quarta. Poi il Napoli è stato con 79, però a un certo punto ho detto quest'anno ne servono un po' di meno. E dissi, consideriamo le 6 sorelle, riprendiamo questo concetto in base a quello che ha detto anche Fabio, e gli altre 13, perché il campionato italiano è veramente scarso, con queste 13 squadre tu devi vincere 10 partite senza se e senza ma in casa e trasferta, ne puoi pareggiare 2 e la partita storta capita a tutti, capito? Anche con lo Spezia, però non puoi fare di meno. In scontri diretti 2 ne vinci, 2 ne perdi e 2 ne pareggi, e se vi facevate i calcoli arrivavi a quella quota. Perché io non guardo con l'Atalanta è difficile, con l'Udinese è facile, con lo Spezia guardo i numeri, il totale è molto più complesso il lavoro che faccio, perché ho detto mi tolgo in quel momento, chiaramente metaforicamente parlando, non facciamo strip, la maglietta del tifoso e devi fare l'analista, che è una cosa che molte persone non riescono a fare, diciamo, anche negli addetti. Se vuoi vincere lo scudetto, che qualcuno aveva detto pessimi, come si chiama, significa che questi numeri li devi alzare, cioè puoi fare un pareggio e una sconfitta con le altre 13, e con le big, con le tue concorrenti 6 sorelle, una sei te stessa, forse sono 3 vittorie, 2 sconfitte e un pareggio. Chiudo, ed è una sensazione, Valerio, tu sei uomo intelligente, educato e impari immediatamente presto
non è ancora basata né sui numeri, né sullo storico, né sulla statistica. Tra l'altro dovremmo capire il campionato che si interrompe. Non so, ho avuto a inizio stagione, cioè la prima giornata, una sensazione, ragazzi, sensazione, che forse quest'anno si potrebbe vincere uno scudetto non con le 3,4 sconfitte, 3-4 sconfitte, tranne il maestro Sarri 7, ma lo prendiamo come esempio, invece no, perché la media dei campionati a 20 squadre, quindi 38, abbiamo visto che si vince lo scudetto perdendo massimo quelle cose. Infatti l'Inter, e arrivo alla cosa, ha big problem, ma big, che già alla quinta giornata aveva perso 2 partite, che significa che se si vince lo scudetto perdendo solo 5 partite quest'anno, che è un numero alto rispetto agli ultimi anni, ma in media, no? Può perdere da qui a fine campionato, non mi interessa con chi li ha aperte, perché lì fai il tifoso, tu devi essere freddo nell'analisi. Solo 3 partite, una nel girone andata e 2 nel girone ritorno. Ecco perché più tardi tu pareggi con gli altri 13 e perdi, e meglio è, perché poi arrivi alle ultime giornate e non lo capiscono le caverne, che non le puoi vincere tutte. Ma anche se le vinci tutte, devi sperare che a un certo punto la Big, negli ultime 7 partite ne deve perdere 5. C'è una squadra che, come l'anno scorso il Milan, 2 partite in 28, ne deve perdere 5 su 7. Non funziona così il calcio, ragazzi. Ma però va bene così. Quindi l'Inter, mazzo non mazzo, era veramente una partita dove ho detto non posso continuare a stentare, perché già mi sono giocato 2 bonus. Il Napoli si è giocato già 2 bonus, ragazzi. I 2 pareggi con gli altri 13 già li abbiamo fatti e dobbiamo ancora poi può darsi che quest'anno lo scudetto, lo capiremo fra un po', si vince a 82, 83, ma se fate conto 82, 83 ci troviamo con i numeri che vi ho detto. Non è che poi tu 82, 83 punti vinci 10 partite, quelle sono, cioè se dividi il campionato, Valerio, in 10, 9, 10 e 9, 7 vittorie, 2 pareggi, una sconfitta, 6 vittorie, 2 pareggi, una sconfitta, 7, quelle sono. Cioè puoi sbagliare dalle 12 alle 10 partite, 12 se siamo bassi come punteggio, non 18 partite, 16 partite, cioè tra pareggi e sconfitte quelle sono là. Lo volete capire? Benvenuti nel club. Non lo volete capire? Rimanete nella caverna. Sì, e questo per chiudere, perché mi stanno dicendo ovviamente che il Torino c'è stato più equilibrio tra Torino e Inter, però noi adesso stiamo analizzando freddamente i numeri, cioè, perché alla fine le vittorie sono quelle che ti portano, per questo questa vittoria del Napoli oggi è molto importante. La vittoria di oggi, bravo, è moltissimo importante. E uno non deve snobbarla solo no, è moltissimo, non si dice che tutti gli amici, soprattutto i ragazzini bravi, bravissimi, scusate, una licenza poetica, io non sono Leopardi, chiedo scusa, è una vittoria molto importante. L'errore che si fa è che noi valutiamo le vittorie importanti solo con le partite di cartello, ma lo scudetto per vincere 86, 87, 89, come dire, significa che tu tante partite con le squadre piccole devi vincere, che non fanno cartello, non fanno scena, ma sempre 3 punti sono, come col Milan. Guido, io ti saluto chiedendoti quest'ultima domanda, perché colpa mia, se potremmo rimanere tutta la notte, ma io devo andare a faticare. C'è Gregorio che ti chiede chi ti ricorda Kvaratskhelia. Per ora se stesso, perché ha delle cose di alcuni giocatori e delle altre proprie. La cosa che mi piace di più per ora di lui, che è uno degli elementi che io indicavo a prescindere dal nome, ho detto a Napoli servono giocatori che hanno fame, cioè voglia di emergere, e che non si scoraggia quando un'azione sembra non andare. Pensate al gol sul Liverpool dell'assist, no? Non è pulitissimo il suo intervento, il suo dribbling, però ci crede. Di contro, non essendo pulitissimo ancora nel dribbling, nella cosa, può avere difficoltà con le squadre che si chiudono, che mettono i condomini. Qua ci vorrebbe la situazione del condominio, ragazzi. No? I condomini adesso li stanno mettendo le piccole, non più i pullman già non bastavano. Aspettiamo, ragazzi, sono ancora poche partite. Il ragazzo ha 21 anni, cioè è veramente molto giovane per dire. Per ora sembra anche abbastanza serio, ma in questo, e chiudo, la società è sempre stata molto attenta e negli anni sempre di più
a individuare determinati profili. Ecco perché poi quando si dicono certi nomi fanno ridere. Detto, non è un profilo da Napoli perché ADL non ama certi, che devo dirvi, Balotelli, no? Per citare un nome. Te lo Non è dicono mai venuto sempre. sì, ma non era un profilo. Ha sopportato Lavezzi, che non era l'unghia di Balotelli. Non sto parlando di talento, non mi permetto, però Balotelli, le balotellate che ha fatto finiranno in un libro come le barzellette di Totti, no? Quindi pare, d'altronde Giunto le ha detto che lo seguivano già dagli anni di Gattuso. Pensa un po', Francesco, e ci salutiamo. McManaman, io ho ricordi di quando giocavo a videogiochi, io non l'ho visto forse manco giocare. Sì, però me lo ricordo forte a Sensible Soccer. Non dico che è più sgraziato, ancora si deve raffinare. Lo voglio vedere perché calma e gesto, io non sono né quello che lo esalto né lo boccio. È totalmente diverso come impostazione di gioco, come mezzi tecnici, anche come fisicità di Insigne. E infatti è cambiato il gioco del Napoli, certo, rispetto di Insigne. Sembra più un apriscatole, però calma e gesto, perché il campionato italiano è sceso di livello. Vediamo le figuracce che abbiamo fatto in Europa, cioè poi alla fine solo il Napoli c'ha, non lo dico da tifoso del Napoli, perché poi il ranking UEFA collettivo scende, perché quante squadre si qualificheranno per la Champions League? Più di 2? Difficile. Io auspico da vero italiano tutte e 4. 3 sono un inguaribile, come sono ottimista. Il buon senso mi dice che 2 è quello che esprime il calcio italiano, perché poi, e chiudo perché Valerio deve andare, la primissima fascia Milan, che è una prima fascia farlocca, perché prima solo perché ha vinto lo scudetto, stenta, e l'Inter è in terza fascia, il Napoli in terza fascia, te la devi svangare. Anzi, il Napoli andrà pure bene non aver beccato Bayern Monaco, Liverpool, o Real Madrid, Liverpool, o Paris Saint-Germain, Liverpool, perché l'Ajax ha grande tradizione, grande talento, una squadra che gioca a pallone, o Manchester City, Borussia, perché chiaramente non poteva essere con Liverpool, no? Però non sono queste potenze economiche, tant'è vero che sono costretti a vendere i talenti. Quindi diamoli tempo, perché comunque il campionato italiano è un campionato sclerotico, nevrotico, dove devi entrare in un'ottica dove soprattutto nel girone di ritorno e a fine girone di andata ti spezzano continuamente l'azione, casomai dei giocatori invece si esaltano quando hanno più continuità. Calma, se potete. E anche gusto, cioè calma e gusto. È come se uno beve subito una cosa, invece se la vuole... e i minuti di collera sono sempre pure meno, quindi sì. Ma quelle sono le 2 famose scuole di pensiero, e salutiamo i fiorai, no? Di come quando a inizio stagione l'acqua è un po' fredda, no? Ci sono quelli che si vogliono tuffare subito rischiando lo shock termico, e quelli dicono no, prima un po' le caviglie, allora nella vita ci sono diverse filosofie di pensiero, non è che c'è questo il pensiero unico dominante. Io predico per esperienza, anche per come posso dire, proteggere le amiche e gli amici bellini come fratellini, sorelline e fratellini da eventuali delusioni, di essere più saggi, così si gode di più per le vittorie e si piange di meno per le sconfitte. Però è una visione dello sport, non l'unica visione. Si può sempre rimanere nella caverna, si sta bene nella caverna, ma si sta bene. Signore e signore Guido Gentile, grazie mille. Un abbraccio a tutti, soprattutto i fiorai, sono importanti. I fiorai sono importantissimi. Amici belli, lasciate dei like finale, specialmente gli eroi della seconda ora che magari non hanno partecipato alla live e se la godono dopo aver visto la partita dell'Inter. Poi chi ci sta dopo dell'Inter? Ovviamente ci sta Sampdoria Milan, quindi è importante anche perché io ho preso sempre dei giocatori, io mo me le devo guardare pure per il fantacalcio certe cose. Vi abbraccio, vi bacio, dovevo baciare, lo so che dovevo baciare, ma non mi posso alzare perché sono nudo, Rita, quindi mi capirai che lancio un bacio perché non ci arrivo, c'è profondità, tu non lo sai, ma c'è un profondità qua di vedute.
Vi bacio forte, forza Napoli sempre, ci vediamo domani con analisi, approfondimenti e tutte le cose. Iscrivetevi al canale, lasciate dei like finali e delle domande che magari volete fare che non siete riusciti a fare sotto questa live postuma, magari ce le recuperiamo perché siete in tantissimi, ma vi ricorderete sempre che per il Napoli, se vuole veramente il Napoli fare un campionato da protagonista, quale